Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Questa è la nostra edizione straordinaria come ogni giorno, quindi ricominciamo insieme a raccontare quanto poi vivremo insieme in questa mattinata fino a, lo sapete, tra un'ora quando ci sarà la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Abbiamo molti approfondimenti, questo titolo prende spunto dall'esito del sondaggio che vi abbiamo sottoposto in questi giorni e ha un esito appunto impressionante, perché con oltre 17.000 telefonate il 95,1% si è detto più interessato, no? Più spinto a votare con le eventuali elezioni a luglio piuttosto che nel periodo autunnale come previsto dal governo. Abbiamo alcuni collegamenti già pronti, vi dico tra poco saremo con il costituzionalista Mario Bertolissi, con il sindaco di Padova e il presidente di Confindustria Venezia Rovigo Vincenzo Marinese. Ma prima di questo volevo andare a Marghera, esatto, grazie a Tony perché ha preparato già questo collegamento con Ilaria Marchiori, dove questa mattina perché questa mattina lì a Marghera, dove c'è stato l'incendio che nei giorni scorsi, ricorderete, ha terrorizzato l'area, ha causato il ferimento grave di 2 operai, questa mattina c'è stato un presidio di protesta, quindi Ilaria Marchiori ce lo racconta. Vediamo Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui all'ingresso della 3V Sigma a Marghera, in via Malcontenta, dove è stato organizzato un presidio questa mattina dei lavoratori alla luce, a qualche giorno di distanza da quanto accaduto la scorsa settimana. Insieme a me ci sono Francesco Coco della FEMCA CISL di Venezia e Marco Bello dell'RSU. Innanzitutto li salutiamo, buongiorno, grazie per essere qui insieme a noi. Marco Bello, perché avete deciso di organizzare questo presidio? Allora, noi ci siamo imposti di trovarci qui questa mattina perché adesso vogliamo parlare un po' di quello che succederà più avanti, del nostro futuro. Quello che è passato, lo abbiamo denunciato e lo mettiamo da parte. Il presente che è oggi, dobbiamo capire queste 47 persone il loro futuro, perché questi hanno delle famiglie e quindi avranno bisogno anche di un salario per andare avanti. Noi siamo disposti a sederci a un tavolo con l'azienda se ci convoca e di trovarci anche ogni settimana per fare un tavolo permanente per capire se l'azienda vuole di nuovo investire qui. Noi siamo a braccia aperte, siamo disposti a collaborare a 360 gradi. Dobbiamo capire però e dobbiamo trovarci con l'azienda su questo. Ecco Marco, parliamo di 47 lavoratori, dunque 47 famiglie. Sì, 47 famiglie con figli a carico e quel che consente. Ma innanzitutto parliamo anche dopo di una dignità, anche noi come persone, perché voglio dire adesso come adesso, dopo il Covid che è venuto fuori, la crisi che ci sarà, se non hai neanche una stabilità di quello che è un posto di lavoro, di un qualcosa, perdiamo anche la dignità. Non vogliamo perdere questa. Voi avevate già segnalato in tempi non sospetti alcune situazioni che non andavano bene, insomma, all'interno dell'azienda o comunque che meritavano particolare attenzione? Guardi, c'è qui anche il nostro segretario della FEMCA, noi abbiamo denunciato all'azienda, abbiamo chiesto di trovarci, fare tavoli di incontro per parlare sulla sicurezza, di parlare soprattutto delle assunzioni che mancava la gente, di tutto un contesto globale. Purtroppo non ci hanno ascoltato tanto, però non voglio, ripeto, più parlare del passato. Lasciamo stare il passato, noi abbiamo denunciato perché il nostro lavoro l'abbiamo adempiito in pieno. Adesso vogliamo parlare, vogliamo essere critici come prima ma costruttivi nell'insieme. Ecco, grazie Marco Bello. Ecco, avete sentito, dunque non si deve pensare al passato, guardiamo al futuro. La parola d'ordine, Francesco Coco, segretario della FEMCA CISL di Venezia, è sicurezza. Sì, la parola d'ordine è sicurezza, dove noi comunque ci siamo battuti tantissime volte per farci ascoltare dall'azienda, perché abbiamo denunciato molte inadempienze da parte dell'azienda proprio sulla sicurezza,
Non dimentichiamo che ci sono 2 ragazzi che stanno lottando tra la vita e la morte proprio perché è venuto a mancare qualcosa proprio sulla sicurezza, dove comunque noi avevamo denunciato uno stoccaggio di materiale pericoloso attorno agli impianti, dove questo materiale purtroppo ha creato una reazione a catena incendiando tante parti, quasi tutte le parti dell'impianto, dove comunque ha coinvolto questi poveri ragazzi, che siamo noi molto vicini a loro e alle famiglie. Sì, ecco, Francesco, siccome abbiamo i tempi anche stretti, ci sarà un tavolo delle richieste Sì, esatto, noi domani avremo un tavolo aperto con la Regione Veneto dove gestiremo gli ammortizzatori sociali e iniziamo già da domani a capire il futuro, se l'azienda vorrà ancora investire sul territorio e soprattutto se vorrà ripartire, ma l'unica cosa che noi fortemente ci lotteremo che se ripartiremo non verrà, la sicurezza è l'unica cosa che non verrà trattata, verrà solamente applicata e ancora più rigida di prima, perché noi vogliamo essere ascoltati, il sindacato è stato presente tantissime volte denunciando l'azienda, che comunque se ci avesse ascoltato avremmo collaborato un attimo assieme, forse che il danno poteva essere arginato, non dico non fosse accaduto, ma poteva essere arginato. Ecco, questo è il nostro forte appello che facciamo all'azienda, di iniziare a parlarci e collaborare. Ecco. Ecco, avete sentito, dunque il danno poteva essere arginato. Allora l'incontro che ci sarà insomma con l'azienda e poi anche in prefettura partirà proprio da questo concetto. Ringraziamo Marco Bello e Francesco Coco per essere stati qui con noi. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. No, grazie Ilaria, ci rivediamo tra l'altro tra poco dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Facciamo un passo indietro mentre aspettiamo di collegarci con Bertolissi, appunto anche perché ci sono altri aspetti da approfondire sul fronte delle regioni. Oggi c'è un'intervista anche del governatore Luca Zaia sul Corriere della Sera, qualche giorno fa su Repubblica, come a sottolineare in questi passaggi ci sia stato qualche errore più da Roma che dalle regioni, qualche pasticcio, utilizza questa espressione, quindi capire anche su questo dibattito come si innesta l'orizzonte, quello dell'autonomia, di cui tante volte ovviamente, come sapete, abbiamo discusso. Sull'esito del sondaggio, Tony, ti chiederei, ci fai rivedere Arturo Lorenzoni e Enrico Cappelletti, quindi gli altri 2 candidati governatori, uno per il centrosinistra, l'area democratica, e l'altro per il Movimento 5 Stelle. Ieri sera ospiti a Ring hanno reagito così all'esito del sondaggio che noi abbiamo sottoposto ai nostri telespettatori in queste ore, con, vi ricordo, oltre 17.000 telefonate e quel risultato. Vediamo cosa dicono. Quasi 17.000 telefonate in poche ore. Elezioni regionali, meglio votare a luglio, sì per il 95%, 95,1%, no per il 4,9%. Un flash a commento su questo per Lorenzoni e poi Cappelletti. Ma non so, il campione che ho interpellato io è molto diverso, forse abbiamo dei bacini di utenza differenti. No, infatti guardi, nessuna rilevanza statistica, lo diciamo sempre, anche scritto tra l'altro, quindi mi raccomando, sì, è con le telefonate del pubblico, insomma, questo ecco, però ho fatto bene a precisarlo, prego. Ma al di là insomma di quelle che sono le sensazioni che si può avere, io credo che sia da ascoltare la comunità scientifica, che è quella che in qualche modo ha guidato le scelte degli ultimi mesi e credo debba guidare anche le scelte dei prossimi mesi. E votare a luglio con l'inevitabile campagna elettorale nel mese di giugno, quindi già tra pochi giorni, rappresenterebbe un pericolo per le persone. Le teniamo in casa da scuola, ma le mandiamo in giro per raccogliere le firme per le liste, piuttosto che per far conoscere il proprio programma. Io credo che sia un'accelerazione che non ha motivo, dobbiamo essere prudenti. A me fa piacere che le attività oggi stiano riaprendo, ma ci vuole grande prudenza, perché andando a leggere la letteratura scientifica degli ultimi 2 mesi
c'è veramente da avere cautela. Quindi io credo che rimandare alla fine di settembre, come sembra dalle ultime indicazioni che arrivano da Roma, sia una scelta saggia, prima di tutto, rispettosa della salute e delle persone, e rispettosa anche di meccanismi democratici che ovviamente in questa fase danno una grandissima visibilità ai governatori uscenti, che infatti sono gli unici che stanno spingendo a livello politico per accelerare i tempi delle elezioni. Per cui ecco, diamoci il tempo, facciamo un bel respiro e speriamo che nessuno debba ancora avere a che fare in maniera grave con il virus. Vediamo queste belle immagini in diretta e vorrei chiedere la stessa opinione anche a Cappelletti, considerato poi, sì, chiaro che comunque c'è la stessa preoccupazione anche per il periodo di ottobre, la stessa comunità scientifica che dice che ci si aspetta un ritorno della curva. Bellissime queste immagini. Cappelletti. Sì, staremo a vedere naturalmente. Io prendo atto delle indicazioni dell'ANCI che si è espresso favorevolmente alla forchetta che era stata indicata dal governo di settembre-ottobre per autunnale per le votazioni. Prendo atto ovviamente delle indicazioni della maggioranza ma anche delle opposizioni, cito Forza Italia per esempio, che era favorevole appunto al voto autunnale, e ultimo ma non da ultimo anche del segretario della Lega Salvini che si era espresso in questa direzione. Ora io credo che se il governo, una fetta importante dell'opposizione e altri governatori, non stiamo qui a citare, danno indicazioni di questo tipo, è perché evidentemente un voto a luglio, quindi nell'immediato, creerebbe più problemi di quelli che andrebbe a risolvere. Pensiamo ad esempio alla necessità di raccogliere le firme per quelle liste che si presentassero che avessero questa necessità. Per non parlare poi di una campagna elettorale che verrebbe non solo compattata da un punto di vista del tempo necessario per disponibile, per poter presentare diciamo, la propria idea di un Veneto alternativo. Ma anche sostanzialmente in un periodo in cui l'unico che ne uscirebbe vincitore sarebbe l'astensione dal voto, quando invece il principale ingrediente di ogni democrazia è la partecipazione. Allora saluto e ringrazio, così erano i due candidati governatori, Area Democratica e Movimento 5 Stelle, ieri sera a Ring sull'esito del sondaggio che vedete riepilogato ancora nel nostro titolo. Stiamo per collegarci col sindaco di Padova Sergio Giordani, ma è con noi, e lo saluto e ringrazio, Mario Bertolissi, costituzionalista. Professore, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Allora, ho letto con molta attenzione l'intervista che le fa questa mattina per il Corriere del Veneto l'amico Marco Bonet, e devo dirle che mi ha incuriosito molto. Oggi poi c'è anche l'intervista, citavo poco fa, del governatore Zaia invece sul Corriere, che dice irresponsabile chi non vuole l'autonomia, cioè si torna un po' a parlare di questo tema con più enfasi, no? Dopo questa fase di emergenza. Boccia ancora oggi: con nuovi rischi dovranno fermarsi le regioni. Insomma, in questa lunga chiacchierata lei, Bertolissi, ricorda come quella sia un destino naturale anche per affrontare emergenze di questo tipo, no? Mi sembra di capire. E nell'ultima parte dice, a domanda precisa, insomma, l'emergenza coronavirus ci ha avvicinato un po' di più al traguardo autonomista? E lei dice, io penso di sì, guardando i 30 anni di queste battaglie. Ma insomma, il governo non è stato quello che ha detto che le regioni erano comunque irresponsabili, che magari bisognava ritornare a centralizzare un po' più il sistema sanitario. Siamo proprio sicuri che invece non sia l'opposto? Cosa dice, professore? No, io ho espresso la mia opinione. Certo. So bene che altri fanno altre affermazioni, però io parto dai fatti, e i fatti sono quelli che parlano chiaro. Se lei ricorda, dopo, diciamo, in una ultima fase, diciamo così, dopo che si è celebrato il referendum consultivo nell'ottobre del 2017, dopo che è stata sottoscritta la preintesa, nel contesto delle trattative tra le regioni, tre regioni, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia,
e governo. In quel contesto c'è stata una sollevazione a livello generale, la quale hanno cominciato gli studiosi, che sarebbero quelli della mia categoria, che di solito partono invece che dalla realtà facendo i dialoghi sui massimi sistemi, hanno cominciato col dire che manca la disciplina della procedura, che bisogna fare una legge di carattere generale, che nell'articolo 116 sì, è vero che c'è scritto che ciascuna regione se vuole lo chiede, però è vero che allora ci sono delle contaminazioni, delle indicazioni, diciamo così, delle conseguenze che possono ricadere sulle altre regioni, allora è necessario che tutte le regioni intervengano. Allora in Costituzione si parla di uno, dopodiché invece si arriva alla conclusione che devono andarci di mezzo tutti. Si è detto anche che non si era giustificato in modo particolarmente puntuale il perché delle richieste, cioè perché voi meritate, ad esempio avete diritto, ecco, così, di chiedere, più di chiedere, di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia. Adesso, coronavirus, che Dio la benedica dal mio punto di vista, addirittura, diciamo dal punto di vista costituzionale, mettiamola così, non, ecco. No, perché? Sì, è certo che Dio la benedica dal mio punto di vista, ho detto, del discorso, perché adesso le chiacchiere stanno a zero, no? E allora ognuno arriva, invece che con le chiacchiere, con le grandi dissertazioni che lasciano il tempo che trovano, viene e porta gli argomenti. Allora io, se vuole, sono drastico e dico che se la compagine era formata da 3, adesso sono rimaste in campo 2 regioni, Emilia-Romagna e Veneto, le quali, in ragione delle scelte che hanno fatto, preveggenti, dotate di buon senso, ecco, in passato, perché non ci si improvvisa, hanno retto all'urto in modo dignitoso. Lei dice nell'analisi nazionale di come è stato affrontato. Certo. Scusi, forme e condizioni particolari di autonomie sono chieste da uno. Allora, se si dice che io devo provare, giusto? Sì, di, però... di essere capace di fare. Allora, prima del coronavirus, potevamo esibire tante cose, però ci si obiettava genericamente un'infinità di altre controindicazioni, poi soprattutto che se avessimo fatto qui allora da un'altra parte. Allora adesso dico tabula rasa. Perché tabula rasa? Per la semplice ragione che ci sono i risultati che parlano chiaro. Quindi lei dice il Veneto, così come l'Emilia Romagna, hanno dimostrato di saper affrontare questa emergenza. È chiaro, è uno scenario completamente diverso quello della Lombardia invece, su questo ormai è chiaro a tutti. Quindi su questo tabula rasa devono avere, per meriti, definiamo. Prego, professore. Io mi sono formato dalla quinta elementare sull'analisi logica. Certo. Ecco, che è micidiale. Allora, il punto è il seguente: se dobbiamo portare a Roma, dato che io ho sempre sostenuto e scritto che il problema non sono le regioni d'Italia ma è lo Stato che non funziona, noi ci troviamo di fronte a che cosa? All'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dormito, all'Istituto Superiore non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma mi permetta, l'Istituto Superiore di Sanità non sta mica a Venezia, sa? Sta a Roma, mi pare. Non è che vogliamo portare lì le competenze. Non c'è dubbio. Senta, allora, professore, posso chiederle pazienza? Vediamo se riusciamo a perfezionare il suo collegamento, perché purtroppo ho ancora un problema di audio di sincronia. C'è con noi il sindaco di Padova, Sergio Giordani, chiedo scusa, Sergio Giordani con noi da Padova, collegato. Professor Mario Bertolissi, le chiedo veramente qualche attimo di pazienza, speriamo di perfezionare il collegamento. Sindaco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti voi, ciao Mario. Ecco, allora tra l'altro vedo le immagini di ieri, chiaramente anche lei ha festeggiato, perché questa è l'espressione che credo che possiamo utilizzare tutti, il ritorno in piena operatività, insomma quasi dai, delle attività nella splendida città di Padova. Stiamo vedendo queste immagini, queste però, sindaco, sono prima del suo taglio di capelli,
l'ho notato. È vero, ecco. 12:30, infatti Mario ho visto che deve ancora andarci. Esatto, ho visto. Allora, com'è andata? E poi le chiedo una cosa appunto sul fronte dei finanziamenti, la polemica di cui stiamo parlando in questi giorni. Io devo dire che a un certo punto sono sceso, ho cominciato a girare per quanto riguarda mercati, attività economiche, bar, ristoranti. Sono stato un po' in giro con un po' di apprensione, devo dire, pochissima. Ho detto chissà cosa succede. Adesso contesteranno tutti. E invece devo dire che ho trovato veramente, mi prendono in giro perché sono andato anche sulle parti femminili, mi sembra. Eccolo qua, sì, questo è il momento. La tua pareva sì, è questo. Vabbè, però insomma, comunque. Però ho trovato veramente gente carica, gente che aveva voglia di riprendere. Ho controllato anche, parlando con colleghi, ricordo che anch'io facevo l'imprenditore, positività in termini di fatturati non avrei mai pensato, ma la cosa più importante era la positività della gente. La gente vuole assolutamente riprendere, hanno capito una cosa, che bisogna convivere col virus, non c'è assolutamente alternativa. Il professor Crisanti ce l'ha insegnato bene, bisogna convivere in sicurezza col virus, che vuol dire tenere distanza, mascherine, igienizzarsi le mani, ma è una cosa che non sparisce. Non c'è dubbio. Ieri sera sono tornato tardi in una trasmissione televisiva, ho visto assembramenti di ragazzi, troppi, senza mascherina. Bisogna ricordarsi che non è finita. L'ha detto il governatore, l'ha detto il ministro della sanità, siamo ancora in gioco. Se facciamo errori li paghiamo cari, molto cari. Senta Sindaco, ma cosa le hanno detto questi commercianti? Hanno detto ma agosto mica chiudiamo, ma terremo duro, faremo lavori più a lunghi, niente ferie. Cioè, come sarà il tentativo di recupero di questi 2 mesi? Che sono 3 ormai, però. Assolutamente recuperare. Io sono convinto che agosto ci stiamo dando da fare, sia per quanto riguarda sport, cultura, sociale, per far sì che Padova rinasca. Noi abbiamo un vantaggio enorme, abbiamo una bellissima città e di conseguenza il prodotto primo da vendere ce l'abbiamo. Parlo del Cappello Scovegni piuttosto di tutte quante le nostre opere. E chiaramente bisogna fare attività per ricreare ambiente, cosa non facile con i limiti che abbiamo adesso. Ricordo che il massimo delle persone sono 1000, per cui dobbiamo cercare di far capire a tutti quanti la sicurezza è la cosa importante, per cui facciamo le cose, attiviamo la città, facciamo qualsiasi cosa però in sicurezza. Questo è indispensabile, non possiamo correre rischi. Sarebbe tragico, non voglio almeno pensarsi a settembre tornare indietro, non è possibile. Noi siamo stati una grande regione, siamo stati una grande città sotto l'aspetto sicurezza, ha dato risultati incredibili, come diceva Mario Bertolissi. Noi abbiamo scienziati importanti, abbiamo università, un'azienda ospedaliera, abbiamo tutte le caratteristiche per venire fuori. Però ricordo a tutti per l'ennesima volta, non è finita, bisogna badare alla sicurezza. Senta Sindaco, poi davvero so che ha un impegno, quindi la liberiamo per l'ultima battuta. Ho visto l'immagine, anche la Cappella di Scrovegni, no? L'ha citato lei, quindi che meraviglia rivedere e riaprire, no? Ecco, questo luogo. E noi abbiamo questo. Esattamente, quindi. Senta, c'è questa polemica perché il governo stanzia 200 milioni per le zone rosse, quindi per aiutare quelle maggiormente colpite, e al Veneto, ai comuni e alle amministrazioni del Veneto non arriva nulla. Su questo lei cosa dice? Premesso una cosa, che nessuno vuole togliere soldi, ovviamente alle province che hanno avuto più guai di noi. Certo. Noi siamo in difficoltà come amministrazione comunale, ognuno sta andando a caccia ai soldi. Però penso che la provincia di Padova, la provincia di Treviso, di Venezia meritino un riconoscimento a livello del governo, perché abbiamo avuto anche noi problemi. Noi siamo stati più bravi degli altri a toglierci via dai problemi. Non credo sia giusto penalizzarsi. È chiaro che in questo periodo ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino, perché io faccio il sindaco di Padova e devo per forza aiutare i padovani. L'amministrazione pubblica è in grosse difficoltà, l'ho detto parecchie volte. Noi abbiamo una mancanza circa di 24-25 milioni.
Il governo deve per forza aiutare queste amministrazioni, non solo Padova. Io mi confronto in continuazione con i sindaci del Veneto, da Venezia a Belluno, Rovigo, tutti quanti, e siamo tutti in difficoltà. Chiaramente quello che è più in difficoltà è Venezia, perché era supportato dal turismo in larga parte, certo. Però anche Padova sta subendo. Io ieri ho visto 3 turisti, io mi sono fermato a guardarli. Sono da fotografare, diciamo, ormai. Però io sono convinto che noi 6, 7, 10 mesi, un anno, ne veniamo fuori. Ne veniamo fuori perché noi abbiamo una mania di continuare a dire che gli altri paesi sono più bravi di noi. Non è vero. Io ho amici anche all'estero, non è niente vero. Noi siamo bravi come italiani e ne stiamo venendo fuori dal grano. Siamo bravi come veneti e sono orgoglioso di essere un padovano. Siamo diversi dagli altri, in qualche maniera veniamo sempre fuori. Costi quel che costi, noi ne veniamo fuori anche questa volta. E noi abbiamo il genio, l'ingegno, la fantasia, tutto, oltre che la bellezza. Ha ragione perfettamente, Sindaco. Ma le chiedo un tweet davvero, perché so che deve andare via, così mi ricollego anche al professor Bertolissi che ci ha pazientemente atteso, quindi che ringrazio ancora una volta. Senta, noi abbiamo fatto un sondaggio, però sa che il tema è anche questo, è lontano, diciamo, dalla sua amministrazione, ma come sindaco di un'importante città come Padova, secondo me è interessante capire cosa dice. Elezioni a luglio, sì o no? I nostri telespettatori hanno detto sì per il 95%. Lei cosa pensa? Io penso che per le regionali, certo. Sì, chiaro. Il problema è uno solo, che non ci sia problemi della famosa epidemia che torna a settembre-ottobre. Io mi auguro di no, ma la cosa è abbastanza indifferente. Deve essere fatta, che sia luglio che sia settembre, cambia poco, insomma, personalmente. Il governatore ci tiene molto che sia fatta a luglio, per carità. O luglio o settembre penso che sia indifferente, però devo dire che in questo contesto è difficile. Io ho fatto campagna elettorale ovviamente al suo tempo. Non è facile fare campagna elettorale in questo contesto, ovviamente è molto difficile, perché non si possono fare assemblee, non si possono fare manifestazioni, certo. È molto difficile, ma obiettivamente settembre-ottobre è più corretto sotto l'aspetto democratico. Chiarissimo, grazie davvero al sindaco di Padova Sergio Giordani, buon lavoro. Grazie. Grazie, buona giornata. Torno al professor Mario Bertolissi, con il quale appunto mi scuso ancora una volta e ringrazio invece per aver atteso questi minuti. Spero si sia perfezionato l'audio, professore, ma insomma ci proviamo. Prima di tornare al tema autonomia, io volevo chiedere a lei anche questo, professore. L'ha visto, no? Nel dibattito si fa un grande discutere luglio, ma ormai non c'è più tempo, il governo lo prevede, ma ha già stabilito il governo la finestra, che è quella che stabilisce il governo, di autunno. Siamo ancora in tempo da un punto di vista diciamo corretto, costituzionale, come lo vogliamo definire, professore, su questo, per andare a voto a luglio eventualmente? Dunque, io questo argomento me lo sono sempre rappresentato prescindendo da quello che può essere, diciamo, l'attesa, l'aspirazione di una parte piuttosto che dell'altra di tenere le elezioni a luglio e invece oppure a settembre-ottobre. Naturalmente devo anche tener conto del fatto che se per caso è vero quanto i tecnici della sanità ci dicono, cioè che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma, una ricaduta nel periodo autunnale, naturalmente mi devo anche prospettare l'ipotesi che ci si trovi di fronte all'esigenza di un ulteriore rinvio. Potrebbe essere quello. Allora, qui rispondo facendo la domanda agli interlocutori della politica. Vi siete posti il problema di che cosa significa, cosa rappresentano le elezioni in un sistema democratico rappresentativo? Perché questa è la prima domanda. Perché se la preoccupazione è apriamo i negozi, apriamo questo, apriamo quest'altro, perfetto, benissimo, anche su questo ho scritto dicendo che homo sine pecunia imago mortis, cioè se uno non ha neanche un denaro è un uomo morto e quindi
c'è la salute che dipende proprio dalle risorse. Ma ripeto, ci si è posti questa domanda perché nella Costituzione c'è scritto che il rinvio delle elezioni è giustificato soltanto dalla deliberazione dello stato di guerra e comunque deve essere una deliberazione e riguarda le Camere di per sé, cioè Camera e Senato. Non c'è niente che riguardi invece le altre elezioni. È vero cioè, che professore, aspetti, perché è importantissimo questo, a parte che abbiamo descritto, no, quella con il coronavirus una guerra, no, in questi mesi, non solo giornalisticamente ma anche la politica utilizzava queste espressioni, ma lei dice, quindi dovesse tornare una cura, rialzarsi la curva in autunno e dovendo prevedere noi le elezioni in quel periodo, non avremmo una giustificazione costituzionale per rinviarle? Scusi, ma vuole che andiamo avanti fino a quando senza fare le elezioni? No, ma è chiaro, è importante questo punto. Noi, ecco, sa qual è il punto? Noi, allora, le rispondo, potrei dire che le do una risposta, va bene, riprendendo un dialogo breve che a suo tempo ebbi con il mio maestro, il professor Paladini. Dopo che era stato per 2 volte ministro tecnico, mi dice così, sai, dice, dopo che sono stato ministro tecnico, mi sono convinto che un ministro tecnico deve fare il ministro per il tempo più breve possibile. Certo. Perché il ministro deve essere un politico. Noi invece abbiamo, sa com'è, la malattia corrode un po' alla volta. Siamo arrivati a pensare che tutto sommato possiamo avere i governi addirittura fatti tutti di tecnici, come il governo Monti, oppure misti, oppure il Presidente del Consiglio preso per l'amore del cielo, meno male che c'è, ma noi dobbiamo guardare al fatto istituzionale, al precedente. Allora, noi stiamo trascurando la nostra salute, che è la salute della Repubblica, perché c'è un acciacco da una parte, chi se ne frega, c'è un altro dall'altra, non importa niente, pensiamo sempre che tutto accada e che ci si possa poi risollevare. Allora lei vede che il problema, ad esempio, che è venuto fuori da questa breve conversazione, e se per caso, Dio non lo voglia, nell'autunno o comunque dopo l'estate, una volta che sono stati convocati i comizi anche elettorali per fare l'election day, perfetto, magnifico, sulla carta è perfetto, a parte quindi anche il Comune di Venezia, anche il referendum costituzionale sul numero dei parlamentari, cioè tutto insieme. Esatto, pur in carenza di specifiche previsioni, ma mettiamo che sia tutto giustificato da questa vicenda. Se con ulteriore rinvio arriviamo, ripeto, in autunno, e in autunno, speriamo che non ci sia, c'è una recrudescenza. Di nuovo si torna alla fase numero 1 con gli arresti domiciliari o qualcosa del genere, no? Perché anche qui i vari presidenti di regione hanno detto, e il governo poi l'ha detto per parte sua, guardate che se adesso c'è un ritorno si chiude tutto. Allora che cosa si fa? Cioè non facciamo le elezioni. Consideri anche un'altra cosa, siamo in attesa di vedere il testo dell'ultimo decreto legge che è stato preannunciato ancora da aprile e che è stato, pare, deliberato la settimana scorsa, ma dobbiamo ancora vedere il testo, quello lunghissimo pure lui, ma pare ci sia dentro una disposizione che dice che lo stato di emergenza viene prorogato a fine anno. Allora, da fine giugno altri 6 mesi. Esatto. Ma fine luglio, perché scade il 31 luglio, no? Quello del 31 gennaio, 31 luglio, quindi proroga, diventa fino al 31 dicembre. Allora, se 31 dicembre, 31 gennaio, io non lo so, ma anzi, guardi gennaio. Sì, ma guardi che questo tipo di deliberazione che è assunta con un atto avente forza di legge, neanche con una legge, cioè dal governo, lei lo sa che tutto questo ha portato alla limitazione gravissima di libertà costituzionali, ma mica solo della libertà di circolazione, sa? Se si prende l'articolo 16, anzi si parte dall'articolo 13 e in giù, non c'è diritto, libertà costituzionale che non sia stata manomessa e limitata. Infatti. Io tant'è vero in un articoletto avevo scritto prove di dittatura, ma non perché ci sia una dittatura eccetera, ma perché, cittadino, guarda che
Con una dittatura più o meno si vive così, e cioè tu per uscire di casa devi chiedere l'autorizzazione, non puoi spostarti da un comune all'altro. Nei regimi autoritari di Oltreportino oppure di qua si procedeva così, uno non poteva mica... Dubbio. Professore Correttezza, vorrebbe che forse questa diciamo, proroga dell'emergenza dovesse essere necessaria, la si facesse, o riattivazione anzi a questo punto, la si facesse nel momento in cui vediamo che magari a settembre si rialza la curva, ma non prorogare quella di gennaio che finisce a luglio per andare avanti di nuovo fino al gennaio dopo, no? Cioè forse, non lo so, interpreto. Scusi. No, dottore, volevo dire così, non ci siamo più abituati a pensare. Certo. Ogni soluzione ha una controindicazione e bisogna stare attenti che si creano i precedenti. Capisce qual è il problema? È stato bilanciato bene, a prescindere da che cosa desidera una parte politica rispetto all'altra. Va bene? Perché lei comprende che non si è messo, non si sono bilanciate le varie posizioni. Aggiungo poi questo, tanto perché è come quando si dice centralità, si ricorda a proposito dell'autonomia differenziata, va bene, si sono scatenati dicendo non può essere un'approvazione formale, il Parlamento deve discutere, certo, e io ho detto come no, magari fate anche una sessione. Il problema è, le risulta che il Parlamento stia discutendo, ma se il Parlamento in questa vicenda del coronavirus è stato messo all'angolo, praticamente non decide su nulla e ratifica soltanto, dove sta allora questa evocazione della centralità del Parlamento? Cioè noi usiamo questi argomenti soltanto per interferire su scelte altrui, cioè ne facciamo uso politico, non un uso istituzionale e costituzionale. Questo è, cioè non siamo internamente onesti. Professore, allora, risentiamoci in questi giorni, anche perché queste cose sono interessanti e per vedere appunto che cosa sarà poi anche questo decreto. Grazie davvero a Mario Bertolissi, costituzionista, rivediamo e risentiamoci in questi giorni su queste tematiche. Buon lavoro professore. Arrivederci a tutti. Allora, adesso pubblicità e poi dovremo collegarci, penso che sia pronto, stiamo per arrivare alla conferenza stampa del governatore Luca Zaia, mi hanno detto che sono già posizionati i nostri Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Ci ha dato una lettura ulteriore, nuova, anche in prospettiva su questo nuovo intervento del governo e il fronte dell'emergenza sanitaria, la proroga di cui più volte chiediamo, ancora non abbiamo avuto ufficialità e potrebbe appunto arrivare. E quindi il professor Bertolissi ci ha detto una cosa davvero interessante. Eccolo qua. Sta per arrivare anche il governatore Luca Zaia, pochi istanti di pubblicità e poi torniamo in diretta. Allora, 12:14 in questo momento. Scusa Tony, si è collegato allora il presidente Marinese? Fammi sapere, perché vedo ancora, è arrivata anche Chiara adesso per la lingua dei segni, è pronta dunque la conferenza stampa del governatore Luca Zaia a brevissimo. Fase 2, ieri più 20,8 di fatto di traffico sulle autostrade venete, questo è anche un bel dato sul ritorno alla normalità, che allo stesso tempo però ci spaventa. Ecco, lo vedo dalla plancia di comando della Confindustria Venezia Rovigo. Presidente, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Ferdinando, state bene? Molto, molto, almeno che io sappia, dopo la temperatura l'ho misurata, insomma stamattina, però insomma, dobbiamo farlo per forza all'ingresso. Ecco, a proposito, Presidente, ma avete ricevuto tutte le rassicurazioni del caso nel momento in cui nelle nostre aziende si dovesse verificare un caso e quindi la responsabilità del datore di lavoro, su cui si è fatto un gran parlare in questi giorni, no? Che ha spaventato gli imprenditori? Ma non è un gran parlare. Nel Cura Italia è scritto chiaramente: le rassicurazioni devono essere normative, non possono essere verbali o dialettiche. Guardi, le faccio un esempio concreto. Io nella mia azienda ho fatto fare delle visite mediche e ho uno o due persone che comunque diciamo che hanno delle difese immunitarie basse. Le lascio a casa. Non posso certo rischiare un procedimento penale. Però lei dice, quindi la circolare dell'INAIL non è che ci aiuti tantissimo, no? Perché è tutto contenuto nel Cura Italia e il Cura Italia quello dice, cioè, quindi comunque rischia di risponderne.
è un aspetto di natura normativa, perciò alla fine la circolare dell'INAIL ti dice che se tu hai fatto tutto quello che dovevi fare non può essere attribuibile a te, questo dice in parole povere, no? Esatto. Ma devi dimostrarlo di aver fatto, e pertanto guardando la normativa sei oggetto di un procedimento penale da cui ti dovrai difendere e dovrai dimostrare, secondo quello che dice la circolare INAIL, che tu hai posto in essere tutte le azioni possibili, cioè previste dal decreto. Che ci siano le mascherine, che ci sia il distanziamento, che ci siano i gel igienizzanti, che ci sia il Covid manager, cioè tutta una serie di cose che se hai fatto in teoria ti dovrebbero mettere al riparo, perché spaventa tantissimi imprenditori, no? Alla ripartenza questa cosa. Questo dice, no? Spaventa gli imprenditori, ma diciamolo chiaramente questo, non perché gli imprenditori non vogliano responsabilità oppure non vogliano fare le cose, perché difendersi costa, Cioè, quando tu hai un procedimento contro, ti devi difendere vuol dire costa dal punto di vista psicologico, costa dal punto di vista economico, perché gli avvocati si pagano, costa dal punto di vista della struttura, costa sotto tanti punti di vista. Perciò alla fine non è facile dire tu ti difendi anche se hai ragione, e poi dall'altra parte ci sono i tempi della giustizia, non è che uno raggiunge il proprio obiettivo dimostrando che ha fatto tutto quello che doveva essere fatto e lo fa in un giorno, in un mese, ma magari si porta il procedimento dietro per 4-5 anni. Ah, certo, mi sembra normale. Certo. Senta Presidente, va bene, posso fare un esempio? Sì. Le posso fare un esempio diretto che riguarda lei? Aia, cioè che ho fatto? Allora, poniamo il caso che il datore di lavoro di Antenna 3 le dica: caro Ferdinando, io adesso ti do una delega e ti faccio diventare datore di lavoro del tuo staff che contribuisce a fare la trasmissione. Sì. E perciò se si prende il coronavirus ne rispondi tu penalmente. Dimostrerai comunque che hai posto in essere tutte le azioni. Lei che cosa risponderebbe? Che se abbiamo posto in essere tutte le predisposizioni di tutti i dispositivi, di che cosa dobbiamo rispondere, no? Questo allora vuol dire che lei sarà il datore di lavoro di Antenna 3. Cioè vorrei sopperire, no. Dai, appunto. Cioè lei cosa dice? Io dico di no, io dico che il datore di lavoro deve porre in essere tutte le azioni, se non le pone deve essere sanzionato, ma se non le pone, ma se un infortunio si ha nel momento in cui uno acclara che è stato un infortunio avvenuto in quel momento. Perciò io dividerei in due gli ambiti: uno è la sanzione, perché se tu non hai adempiuto devi essere sanzionato, e due invece è la contrazione del coronavirus. Mi auguro che finisca sta maledetta malattia, certo. perché si può prendere ovunque, no? Ancora sull'autobus, cioè il tema è chi viene a lavorare utilizza i mezzi pubblici, magari può rischiare di più, no? Diciamo questo, no? È un classico, e poi però risulta positivo, no? Un dipendente di questa azienda e non c'entra nulla, perché qui ci sono tutti i dispositivi, distanziamenti e via dicendo, quindi il tema del trasporto per arrivare al lavoro. Ma vabbè, ma lasciamo perdere adesso questa fase che mi spero appunto rincuori, sia chiarita e via dicendo. Presidente, si riparte ormai tutto, abbiamo detto anche più 29% quasi sulle autostrade, no? Il dato che dicevo poco fa, no, più 21% quasi sulle autostrade del Veneto, e quindi anche il traffico, si è ritornati di fatto alla normalità, che non c'è più il lockdown che non c'è più da settimane, anche se ora tutte le attività, ne manca qualcuna, sono ricominciate. A questo si aggiunge il decreto rilancio. Dunque, una sua analisi sulla riapertura piena, e poi le chiedo sul decreto rilancio i 55 miliardi del governo. Allora, sulla mia analisi, che il più 21% dimostra che ancora non siamo ripartiti, perché il 21% rispetto a zero è niente. Perciò è un dato emblematico, cioè l'economia ripartirà lentamente, questo è fuori di dubbio. È un bel segnale. Ci sono molti che non hanno aperto perché dal punto di vista normativo non gli conviene aprire, e perciò dal punto di vista economico io prevedo un momento burrascoso,
e il picco, lo dico da sempre, lo vedremo nel 2021. Nel 2021 vedremo che la parte economica soffrirà in maniera fortissima. Fortissima, perché lei dice questa è un'onda lunga. Questa è un'onda che è appena iniziata, perché si è voluto di fatto creare l'equivoco che partenza apertura equivale a ripartenza. No, apertura vuol dire se semplicemente o per il tessuto industriale ridurre le scorte di magazzino e perciò alla fine oppure chiudere gli ultimi ordini che si hanno e dall'altra parte avere un momento di difficoltà e dall'altra parte ancora per molti aprire vuol dire anche dismettere i propri magazzini. Abbiamo visto che ci sono stati dei commercianti che hanno bruciato il loro magazzino perché nel settore della moda tutto quello che doveva essere venduto a primavera ormai è da buttare via. Ah beh, senz'altro. Poi non parliamo dei ristoranti e poi non parliamo dell'export che è completamente fermo. Cioè noi abbiamo un problema enorme. Noi siamo un paese che vive sull'export. Non mi sembra che dal punto di vista dell'export ci sia effervescenza, anzi. Infatti, senta Presidente, invece il sostegno da parte del governo con il famoso fondo perduto che poi molti imprenditori, soprattutto piccoli, medi, domandavano, questo è buono, la sospensione dei pagamenti per quanto concerne l'IRAP che mi pare cubi 4 miliardi sul fronte nazionale, però non vorrei dare una cifra sbagliata. Queste sono cose belle, giuste, che dovevano arrivare, è poca roba, non è un rilancio, un galleggiamento come si dice più volte nelle critiche. Guardi, io ravviso questo perché oggi è martedì e voglio mantenere un tono pacato. Sì, bisogna arrivare a domenica è lunga, certo. Arrivare a domenica è lunga. Io ravviso essenzialmente una cosa, che è stata fatta una manovra importante, 55 miliardi di euro, insieme all'altra manovra di 25 sono complessivamente 80 miliardi di euro, non ce n'è uno che sia contento. Cassa integrazione, i soldi non sono arrivati, adesso arriveranno col decreto, però non sono arrivati. I piccoli commercianti sono disperati e lo vediamo quotidianamente tutti i giorni. Gli artigiani, nonostante il contributo a fondo perduto, sono disperati. Decreto liquidità, la liquidità sappiamo a che punto è e non è arrivata perché non si vogliono fare delle forzature normative. Questo decreto non è un decreto rilancio, è più un decreto Cura Italia, però si bruciano i nomi e perciò non riescono a ripeterli, perché questo non è un decreto rilancio. Rilancio vuol dire rimettere in moto gli investimenti e rimettere in moto l'economia dal punto di vista propulsivo, non dal punto di vista del contenimento. Io non sento una categoria economica a 360 gradi contenta. Tenendo presente che vi do una notizia, che da una parte c'è l'IRAP, l'acconto e il saldo, ma dall'altra parte adesso a breve dovremmo versare circa, mi sembra, 27 miliardi di euro di imposte e di acconti per il 2020, cioè tutti 27 miliardi di euro vanno versati e di questa manovra e di questi 27 miliardi nel decreto rilancio non se n'è fatta una parola, perciò il 30 di giugno noi dovremmo versare le tasse. Certo. E dall'altra parte ancora abbiamo una spada di Damocle sulla testa grande quanto una casa, perché i contributi che non si sono versati, perché le aziende non hanno lavorato, perché hanno perso fatturato, ancora ad oggi non si sa entro quando bisogna versarli, anzi no, meglio ancora, si sa che a settembre non si prende una misura risolutiva. E dall'altra parte ancora non c'è un centesimo di euro sugli investimenti, tranne che, guardi, c'è una cosa positiva nel decreto, se vogliamo dirla, l'investimento sull'innovazione e la ricerca, soprattutto sulla ricerca, perché dobbiamo ritornare anche noi a fare ricerca, ma dal punto di vista dei bonus, il credito d'imposta non sono soldi, perché 55 miliardi stanziano anche il credito d'imposta, ma il credito d'imposta non sono soldi, non è spendibile, non è denaro in cassa. No, beh, certo, non è liquidità. Il contributo al 110% dell'ecobonus non genererà tanto investimento perché parliamo massimo di 30.000 euro, d'accordo? Cioè l'importo recuperabile è massimo 30.000 euro, non sono 300.000 euro
Ora, 30.000 euro è rivolto alle famiglie, ma pochissime famiglie. E dall'altra parte ancora i monopattini e le biciclette vedremo di comprarceli tutti, ma io non so chi ha voglia di monopattini, di cui si è discusso, no? Che ha fatto molto arrabbiare alcuni, però insomma, vabbè. Io non so quanto inciderà sul PIL, non so quanto inciderà sul PIL, però di negozi vuoti ne vedo tanti. No, su questo non c'è dubbio. Allora, grazie Presidente, buon lavoro. Vincenzo Marinese. Grazie. Presidente di Confindustria Venezia Rovigo, grazie e buon lavoro. Tra l'altro non l'abbiamo ricordato, ma siamo certi che tra poco lo sottolineerà ancora il governatore Luca Zaia, sarà in diretta tra qualche istante. I 1.200 euro promessi e poi dati invece per gli operatori sanitari di questa regione, 10.000 persone tra medici e infermieri, insomma è stato dato questo bonus e quindi oggi i quotidiani lo riportano. Pronti a interrompere ogni istante. C'è invece questo servizio con le riaperture. Ieri sera finalmente si sentiva il brusio nelle piazze delle nostre città, anche ieri sera, perché i ristoranti e i locali erano riaperti poi tutti da ieri. Quindi con Lucio Zanato e Federico Fusetti vediamo come è andata ieri sera, ma siamo pronti a interromperlo dovesse cominciare la conferenza stampa del governatore. È una cosa che volevo fare da settimane, per cui permettimi di farla all'inizio di questa serata che trascorreremo girando per la città di Treviso. Partiamo dal salotto e fammi fare 5 secondi di questo suono. Chiedo a Tony di alzare il volume. Lo sentite finalmente il brusio della città? L'avete sentito il brusio della città? Cos'è che hanno chiesto di più? Beh, in aperitivo lo spritz è andato, dopo, essendo una birreria, chiaramente si è passati alla fase anche della birra, della cena, adesso vedremo il dopo cena. Comunque contento? Decisamente. Allora andiamo a sentire un po' di persone. Buonasera, posso disturbare? Con la mascherina, giustamente? No, vieni di qua Paolo. Allora, prima serata fuori? Prima serata fuori, dopo una giornata di lavoro abbiamo riaperto e siamo fuori. Contento? Alla grandissima. Com'è la festeggiata? Un bicchiere di vino rosso. Lei invece? Uno spritz. Uno spritz? Uno spritz ci voleva per festeggiare. Senta, ma ci sarebbe mai immaginato di così aspettare così tanto per poi rivivere questi momenti? Non me lo immaginavo, però alla fine è stato bello perché è stata una cosa proprio sentita dopo 3 mesi di pausa, 2 mesi e mezzo. Allora vado invece dalla signorina, buonasera. Lei sa che si dicono tante donne che uno dei lati positivi della mascherina è che esalta la bellezza degli occhi delle donne. E infatti me l'hanno detto ultimamente. Complimenti. Sentiamo chi c'è qui fuori, vediamo se qualcuno ci racconta. Possiamo, scusate, disturbarvi? Siete clienti abituali qui? Sì, veniamo spesso a trovare Matteo. Contenti che abbia riaperto? Non ci avete pensato un attimo? Siete usciti subito oppure eravate incerti se venire? No, appena abbiamo saputo che era aperto ci siamo finalmente vestiti come si deve. Si vede che l'atmosfera è un po' diversa, ma siamo passati di qui verso le 21, che poi siamo andati al ristorante che avete visto prima e c'erano davvero pochi giovani. Adesso dico giovani perché credo che il 90% di queste persone siano giovani. Adesso è veramente piena, cioè le immagini parlano da sole, ma ci sono centinaia di ragazzi qui in piazza e dicevo che non è come niente fosse perché siamo rimasti tutti, adesso chiediamo anche al nostro ospite conferma, sorpresi piacevolmente del fatto che c'è un rispetto assoluto delle distanze, del indossare le mascherine, anche mascherine belle, originali, di tessuto, ma pochissime persone con il naso fuori. Bene, direi bene. Qui siamo davanti alla pizzeria La Lanterna con il titolare, signor? Buonasera, intanto mi chiamo Antonio Ruggiero, buonasera Antonio. A tutti intanto. Signor Antonio, ha fatto tanta fatica nei giorni scorsi a sistemare i tavoli della sua pizzeria? Molta fatica per sanificare, per pulire tutto, una serie di impegni, insomma, che dobbiamo rispettare le regole per tutti e soprattutto anche per noi per salvaguardare, insomma, la nostra salute. Sempre col metro in mano nei giorni scorsi? Sempre, anche stamattina a misurare, quindi è un po' difficoltoso per applicare queste regole, però ci dobbiamo abituare. Così dunque ieri sera, sta per cominciare la conferenza stampa, però aggiungiamo una cosa, oltre alla protesta, avete visto la manifestazione degli operai questa mattina a Marghera davanti all'azienda nella quale c'è stato il grave incendio, lo scoppio nelle scorse giornate, venerdì.
che ha causato il ferimento grave di 2 persone, e c'era un'altra protesta, tutt'altro tenore, tutt'altro tema, questo è bene specificarlo, ma a Castelfranco, ti direi Tony se riusciamo a vedere le immagini di questa mattina, la protesta a Castelfranco, perché c'è stata una rivoluzione al mercato sulle posizioni, appunto abbiamo capito, dei vari banchi, e quindi più di qualcuno si è lamentato su questo fronte. Per chi non era predisposto, non aveva tutte le precauzioni anti-Covid, si è trovato quindi a dover occupare il posto storicamente di altri, e dunque lì c'è stata la rabbia di molti commercianti, quindi si è palesata poi questa mattina, ma insomma poi ne discuteremo più diffusamente questa sera nel corso dei nostri telegiornali. È arrivato il governatore, comincia la conferenza stampa, seguiamola. Buongiorno. Iniziamo subito, grazie per essere qui, un saluto a tutti coloro che sono collegati. Vi do il bollettino e poi un paio di informazioni che penso siano utili per il vostro lavoro e anche da dare ai cittadini. I tamponi sono 524.000, sono 10.000 tamponi, 10.700 tamponi più di ieri. Qua vi dico subito una cosa, che fino a giovedì noi avremo difficoltà a processarli in laboratorio perché abbiamo la macchina rotta. Arriveranno i tecnici a Padova e quindi avremo esiti che arriveranno in ritardo, quindi tutto quello, il tema della validazione della processazione in laboratorio subirà un rallentamento, anzi lo sta già subendo in queste ore. Purtroppo prima di giovedì non avremo la riparazione, ve lo dico perché poi uscirà anche un comunicato che spiegherà bene cosa è accaduto. Del resto sono macchine che sono progettate per fare un gran lavoro, ma non progettate per lavorare su 3 turni H24 per 90 giorni di seguito, per cui qualche guaio diciamo che le abbiamo collaudate noi. Isolamento sono 3.639 e sono 231 in meno rispetto a ieri, se ne escono ancora altre 230 persone di isolamento. Vedete, questo è un dato che cala quantomeno di un centinaio al giorno, meno 231 rispetto a ieri. Il numero dei positivi è 18.997, quasi 19.000. Scusate, vado un po' veloce perché oggi abbiamo un po' di impegni. 47 persone in più. Abbiamo i ricoverati, sono 577 e meno 15. Le terapie intensive sono 44 pazienti. Fra l'altro dei 44, 18 sono positivi Covid. Quindi in teoria noi dovremmo segnalare 18 coronavirus in terapia intensiva. Vedete che il dato è andato giù bene. Basti pensare che avevamo di terapie intensive il 3 di maggio erano 99, vedete la differenza. I dimessi sono 3.201, altre 14 persone sono state dimesse rispetto a ieri. I morti sono in totale 1.820, ovvero 1.329 in ospedale. No, il totale è 1.820, 1.329 in ospedale, sono più 7. I nati sono 95. Detto questo, guardate, noi stiamo seguendo, anche con un po' di ansia, non ve lo nego, l'evoluzione di questo anti-lockdown, come qualcuno lo chiama, no? Di questa apertura importante che c'è stata. Non nego che ci sono arrivati, penso, e sarà capitato anche a voi, arrivate decine e decine di foto e meglio ancora di video dei centri delle nostre città dove c'è movida a cielo aperto.
Io non c'ho nulla contro la festa, la movida, però il tema degli assembramenti prima, il tema dell'uso della mascherina sono due condizioni sine qua non per fare in modo che ci sia messa in sicurezza. L'ho detto anche ieri, vorrei ricordare ai cittadini che la mascherina e le regole non devono essere vissute come delle coercizioni o delle attività da regime, ma è la necessità di dire che i due elementi salvavita sono proprio le indicazioni che si danno a tutela dei cittadini, perché il Veneto le dà con forza di persuasione per un semplice motivo, perché noi abbiamo fatto la scelta di aprire in maniera importante. Si chiede questo sacrificio. Io trovo anche assurdo, perdonatemi se lo dico, trovo anche assurdo sentire il Presidente della Regione che ogni giorno sta qui a dire portate la mascherina. Insomma, vedere, ieri sera ho risposto a un amico che mi ha mandato un video, anzi mi ha mandato delle foto, c'è un sacco di persone senza mascherina con lo spritz in mano. Io ho detto guarda, ho scritto 2 frasi, li aspetteremo alle porte dell'ospedale, e la cosa che fa più male è pensare che molte di queste persone magari sono le stesse che poi vanno a fare la morale sui social rispetto alla qualsiasi roba va bene per richiamare il senso di comunità, il senso di rispetto civico. Questo è il senso di rispetto civico che è zero. E la cosa che mi fa più male è che ci sono ragazzi che mi mandano i video. Questa mattina una ragazza ha mandato un video e ha detto ma scusi, io ho fatto 3 mesi chiusa in casa per arrivare a questa situazione qui. Allora a questo punto le dico che era meglio che non ci lasciasse nessuna concessione e stavamo in casa finché non era finita. Allora, ve l'ho detto anche ieri, il virus probabilmente non ha più un mitragliatore a disposizione, non ha più un sacco di proiettili, però è un eccellente cecchino. Gli basta un proiettile per colpire una persona. Allora, se qualcuno sta coccolando l'idea, galvanizzato dal fatto che sia aperto, galvanizzato dal fatto che comunque legge da qualche parte che la sua piscina è aperta, che la palestra è aperta, che la spiaggia verrà aperta, che il bar sotto casa è aperto, che il ristorante viene aperto o quant'altro, e dice beh è finito tutto, vi dico che siete sulla strada sbagliata. Allora, per carità, possiamo anche affidarci al buon Dio o alla fortuna per chi non crede e già sarà una roulette russa, la proviamo, abbiamo nel tamburo un proiettile, abbiamo 5 possibilità, probabilmente finirà che il virus non ci contagia e abbiamo fatto bene a non rispettare le regole, ma se il virus ci contagia noi riempiamo gli ospedali, forse qualcuno non l'ha capito, noi riempiamo gli ospedali. Capite che passiamo questa responsabilità dall'ospedale all'individuo. Cioè la responsabilità esce perché quando si svuota l'ospedale non è più una responsabilità sanitaria di chi ha il processo delle cure in mano, ma torna in capo a noi. Quante volte rivendichiamo la libertà e la possibilità di decidere del nostro futuro? Beh, se questa decisione del nostro futuro qualcosa avrei da ridire. Io non sono chiamato a fare prediche paternalistiche e non sono neanche chiamato a attivare percorsi di rispetto delle regole. Vi dico che le regole di ingaggio sono chiare. Il rischio di non rispettare le regole è il ricontagio, punto. E poi guardate, a me basta a questo punto che resti agli atti questo discorso, lo dico tutti i giorni, ma non per lavarmene le mani, per dire che poi è inutile rivendicare diritti se quando c'è un minimo di dover rispettare delle regole da qui al 2 di giugno in libertà, perché voglio ricordarvi in totale libertà, che senso ha che voi veniate qui con la mascherina? Nessuno, no? Perché se questo è il principio buttiamo via tutti la mascherina. Allora io penso che faccio questo appello ancora ai cittadini e ai ragazzi e a tutti, guardate, dobbiamo fare in modo di stringere ancora, far quadrato e rispettare le regole. E comunque la contabilità ce l'avremo nel giro di 8 giorni, ormai 2 giorni sono passati, in 10 giorni io li vedo i contagi, se aumentano richiuderemo i bar, richiuderemo i ristoranti, richiuderemo le piscine, richiuderemo le palestre, chiuderemo le spiagge, chiuderemo le aziende, chiuderemo tutto e torneremo a chiuderci in casa col silicone. È questo che vogliamo?
Io decisamente no, non ho incontrato nessun cittadino che mi dice che vuol tornare al lockdown, e allora un minimo di impegno, ragazzi, dai, un minimo di impegno. Si può andare al bar, si può fare anche con gli amici, ma non serve fare l'happy hour come lo facevamo prima del virus. E poi è un sacrificio, scusatemi, capisco se uno ti certifica e ti dice guarda, da qui all'infinito vivremo così. Vivremo con il virus, con le mascherine, allora uno dice vabbè, a questo punto faccio una scelta di vita, mi butto. Ma la verità è che questo virus se ne andrà, io spero anche velocemente, e allora facciamo sto minimo di sacrificio. Abbiamo avuto 1820 persone che hanno perso la vita. Lo dico ai complottisti, ai terapiatisti, a tutta sta gente che fa video, dichiarazioni, ma almeno un po' di rispetto per i morti. Un po' di rispetto per i morti. E chiedere troppo? Poi tu puoi anche pensare che la Terra sia piatta, che non sia un geoide, puoi anche pensare che il Sole gira attorno alla Terra, che Galileo si sia sbagliato, puoi pensare un sacco di robe, ma almeno rispetto per i morti. Quando fate e dite le vostre idee che sono contro tutto il sistema, il grande fratello, e i grandi circoli dei potenti, tutte queste robe, l'invenzione, quando vi vengono in mente queste robe, pensate ai morti. Io spero che vi frenino un po' questo pensiero, che vi freni. 1820 persone, l'età media 82 anni, questa è la strage dei nonni, di coloro che invece di fare i terrapiattisti e fare i complottisti si sono riboccati le maniche e hanno fatto grande questo Veneto. Questi sono quelli che sono morti, e quindi un minimo di rispetto. Guardate, vi dico questo nel senso che vedo tantissima gente con le mascherine che giustamente rivendica il rispetto delle regole, perché poi non sto descrivendo un popolo di incivili, ma come c'era scritto, ripeto, dal mio vecchio calzolaio, mi ricordo bambino andavo, c'era scritto: per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. E questa è la tragedia, per colpa di qualcuno non si fa più credito a una comunità che si comporta correttamente. Voglio dirvi, annunciarvi che siamo addirittura d'arrivo, nel senso che noi abbiamo già deliberato l'aiuto anzi il riconoscimento per il grande lavoro che ha fatto il mondo della sanità. Sono quasi 61 milioni di euro che eroghiamo, esattamente 60.932.640 sono risorse che diamo come premio straordinario, ma più che chiamarlo premio, riconoscimento straordinario a tutti coloro che nella sanità si sono adoperati in questi mesi. Poi vi diamo nel comunicato stampa, vi diamo la suddivisione, nel senso che c'è una suddivisione rispetto ai 61 milioni da dove arrivano. Dall'altro anche come verranno erogati. Abbiamo incontrato le parti sociali, sono felice perché si è trovata una soluzione meritocratica, perché è indubbio, è innegabile che un medico, un infermiere, un operatore che lavorava alle infettive o alle terapie intensive si sia esposto a rischi rispetto alla sua salute maggiori di chi magari era adesso non voglio fare esempi, poi c'è sempre qualcuno che si arrabbia, ma era in altri reparti dell'ospedale dove i Covid non c'erano. Però comunque questo è un premio che viene spalmato su di tutti. I famosi 1000, si va fino a 1.200 euro nei casi, diciamo, di maggior esposizione. Vorrei dirvi, perché siccome qualcuno quando fa le considerazioni dice ma Zaia quando dà il premio, vorrei ricordare che per noi questo è un premio che vale molto di più in Veneto, perché non applicando noi l'addizionale IRPEF da 10 anni non abbiamo prelevato dallo stipendio di un medico che mediamente ha 20 anni di anzianità in ospedale, non abbiamo prelevato in 10 anni 4.850 euro. Se avessimo applicato l'addizionale IRPEF di minima, oggi restituiremo parte dei 4.850 euro, giusto? Invece noi diciamo che abbiamo già dato 4.850 euro, perché questo mi permetto di dirlo perché è realtà, ai quali ci sommiamo anche questo migliaio di euro. Questo è quello che può dire il Veneto rispetto al trattamento economico che dà agli operatori del mondo della sanità. Ho fatto l'esempio sullo stipendio medio di un medico che non sia neoassunto ma che non sia neanche un primario, una roba mediana. Mi sembra l'ordine sono 80.000 euro all'anno.
di stipendio, 76.000, ecco, lo stipendio lordo. Quindi intanto io approfitto per ringraziarli, poi lo faremo in maniera molto più formale, e vi devo anche dire che ho evitato fino ad ora, non è che ci siamo dimenticati, perché non voglio che la lettera, che secondo me è la cosa corretta da fare per ognuno dei nostri operatori, venga interpretata come la campagna elettorale. Cerchiamo di andare in un momento, di farlo in un momento nel quale ci sarà serenità, ma va fatto un ringraziamento formale ad ognuno dei nostri lavoratori, perché loro sono stati la squadra che ha fatto la differenza. Si sono impegnati. Guardate, io ho intenzione di portarvi qui la professoressa Tacconelli, che è un punto di riferimento importante, di portarvi qui la dottoressa De Silvestro per il plasma, di portarvi qui la dottoressa Catelan, le malattie infettive, il professor Vianello, e poi tutti quelli che non ho citato, il professor Plebani, Crisanti, tutti quelli che conoscete, per dire che c'è una squadra veneta che ha lavorato, che ha fatto bene il suo mestiere, ed è giusto che vengano anche valorizzati davanti alle vostre telecamere e nei vostri articoli di giornale, e che i veneti li conoscano, li vedano in faccia. La professoressa Tacconelli di Verona è un riferimento per un sacco di protocolli sperimentali, ed è un riferimento di altissimo valore a livello di virologia, di attività che si fanno, ed è bene che i veneti capiscano da dove poi vengono fuori. Fra l'altro posso dire, c'è un club di signore, di donne della sanità che ho tutta intenzione di valorizzare, che sono donne della sanità che io ho già coinvolto, magari qualcuno non se ne è accorto, l'ho coinvolto con i primi spot sul coronavirus. Se li andate a cercare, vedete, sono in camicia, c'è la professoressa Tacconelli, Catelan e Russo, la dottoressa Russo, che vi ricordo che è colei che ha fatto il piano strategico dei tamponi e tutto il piano di sanità pubblica. Questo è quello che vi dico, quindi grazie di cuore a tutti quelli che hanno lavorato. Vi dico che sulla mobilità, e poi vi lascio parola perché il tempo stringe, sul piano della mobilità, se vi interessa, vi possiamo lasciare anche questo piccolo studio. L'anti-lockdown del lunedì 18 ha significato transiti per 5.370.000, però se vi interessa, rispetto al lunedì diciamo meno trafficato, che era il 30 marzo, rispetto a quel lunedì, che è lunedì proprio che ha fatto meno transiti, noi abbiamo fatto oggi, lunedì 18, abbiamo fatto più 78,64% di transiti. Dopo vediamo lo studio, insomma, se qualcuno interessa qualche dato in più c'è. Io avrei finito. Beh sì, no, scusami, avrei finito, avrei Ma sì, lasciatemi ricordare due cose che Federico mi ha organizzato qui, perché prima abbiamo visto le carte, scusate. Volevo fare gli auguri a un signore particolare che compie gli anni oggi, Noè Gottardi. Pensate, compie l'invidiabile età di 106 anni. E peraltro è un signore che ha vissuto sempre in Veneto, ha avuto 5 figli, insomma si è dato da fare, ha sempre fatto l'agricoltore, 106 anni vuol dire, insomma. E poi la signora Tina, che sempre oggi compie gli anni, 99 anni. Poi avrei un sacco di comunicazioni rispetto alle donazioni, però preferisco farle un altro giorno perché ho più tempo. Prego. Allora facciamo il solito giro, cominciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma andiamo da sinistra verso destra. Bonnet. Presidente, solo per capire questo, allora la Regione non ha poteri di polizia, no? Cioè, però al di là della moral suasion mi chiedo, ci può essere una sede con i prefetti, con i comuni, in cui si può invitare a aumentare i controlli se c'è questo fenomeno di sistematica violazione delle regole sui distanziamenti e le mascherine? Ma guarda, però posso dirti, per me è un fallimento pensare che si debba riunire un tavolo per rincorrere le persone per la mascherina. Ve lo dico, cioè, mi rifiuto di arrivare a quel livello, non è uno stato di polizia, rivendichiamo tutti la democrazia
in ogni istante, cioè, ci si fermi un attimo e si pensi. Anche qui voglio ricordare che la famosa multa dai 4 ai 3.000 euro non è un'invenzione della Regione, c'è scritta in un decreto. C'è qualcuno che pensa che ci siamo inventati una multa, e la multa non è un'invenzione perché non la può mettere la Regione, è scritta in un decreto nazionale e la multa non te la in via teorica non te la prendi solo per la mascherina, se non ce l'hai, te la prendi per il distanziamento sociale, per l'assembramento e per tutte le regole che non rispetti. Anche in teoria, se vai anche a fare la spesa e non c'hai magari la mascherina davanti al banco dei salumi o roba del genere. Filippo, poi il Giro farà uno strano percorso, ho visto le mani alzarsi in tempi diversi. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Per quanto riguarda il premio al personale della sanità, io volevo capire se è stato raggiunto davvero un accordo. Glielo chiedo perché ieri CGIL, CISL e UIL hanno annunciato questo accordo, eccetera. Oggi la stessa CGIL Medici dice noi siamo d'accordo, ma la maggior parte dei sindacati medici no. Guardate, sentite, volevo sapere se è stato sottoscritto dalle parti. Allora, la Regione mette 61 milioni di euro sul tavolo. Mi rifiuto di entrare nelle dinamiche delle eventuali dibattiti o liti tra, diciamo, rappresentanti di lavoratori. Hanno tutti stessa dignità. Sinceramente rimando la pallina al di là del tavolo e dico, mettetevi d'accordo. Sapete che mi metta lì io a verificare i nomi e cognomi e decidere questo un po' di più, questo. Ci sarà un principio che potranno adottare. Dico solo, facciamolo in maniera meritocratica, perché qualcuno ha anche proposto di dare una tantum spalmato come la Nutella dappertutto, uguale a tutti. Secondo me è sbagliato e quindi adesso vedremo, insomma, più disponibilità di così. No, ma non lo dico a te. Volevo solo sapere se era stato sottoscritto. Per noi è chiusa sta partita. Se c'è qualche dibattito che vogliono ancora fare, ma figuratevi, ben venga. L'importante è che poi alla fine si chiuda. Nel frattempo noi attendiamo anche che vengano pubblicati i 2 decreti, il Cura Italia e il rilancio, perché anche da quelli peschiamo risorse. Avevo 2 domande, poi se vogliamo domande così un po' di nicchia, però un gruppo di persone non vedenti chiede 2 cose. Una che forse è già superata, dicevano noi abbiamo problemi quando entriamo in un negozio con i guanti, non riusciamo a arrivare al tatto, ma mi pare che i guanti siano ormai superati dal genere. Igienizzazione delle mani. L'altra cosa, le chiedono, quando dà delle indicazioni pratiche, magari gesticolando, di accompagnarle da qualche parola di spiegazione. Questa è la loro richiesta. Chiaro. L'altra domanda nel merito riguarda le piscine termali, che in Veneto sono una cosa importante. Ci siamo lasciati, mi pare domenica o sabato, quando era, dicendo che per adesso le piscine termali non sono riattivate, però erano, mi pare, c'era l'impegno del governo a ridiscutere della faccenda. Cioè il tema, le piscine sono assolutamente utilizzabili, che siano pubbliche o private. Il problema delle terme sono le saune, i bagni turchi, insomma tutte quelle attività. Ma non è che se un albergo ha la piscina la può utilizzare, è una piscina appunto. Nel senso che l'ordinanza è chiara rispetto a questo. Pubbliche o private con le solite regole del distanziamento, dell'igiene e via. Quindi esclude le saune e i bagni turchi? Sì. Va bene, grazie. Vado a destra metaforicamente per la strada di mano. Marchiori, si prepara Milva, poi Alda, poi Malavasi, poi Emiliano. Sì, Presidente, buongiorno. Una domanda che arriva dal mondo dell'università, da più famiglie e anche studenti. Stiamo parlando di Ca' Foscari che si sono visti aumentare la retta, ovvero all'inizio è stata posticipata e ora se la trovano aumentata, in poche parole probabilmente si sommano più rette. Sì, e quindi chiedono un intervento, insomma, in qualche modo chiedono, insomma, di poter dire, perché comunque tante famiglie si sono trovate in difficoltà, adesso dover pagare comunque una cifra superiore inizia a essere una difficoltà anche per loro. Cosa possiamo dirgli? Guardate, questo rientra nelle prerogative dell'università, cioè capisco le difficoltà, a questo si aggiunge coloro che debbono pagare l'affitto per un alloggio
universitario o privato per andarci poi a vivere come studenti, che poi non hanno mai utilizzato, perché moltissimi studenti per 3 mesi non sono mai andati in sede. È ovvio che ci vorrebbe a 360 gradi un minimo di attenzione anche rispetto a tutto questo. Allora, prego. Milva. Ciao Milva. Allora, ho fatto un piccolo giro, inchiesta antropologica tra Padova e Mestre. Allora, con gli spot e i manifesti di Crisanti, di Pennacchi, della Viola, che mostrano la mascherina come si mette, come si usa. Manca forse il sottotitolo, nel senso che certe spiegazioni non ci sono. Allora, sono andata a verificare sul terreno guardando la gente per strada. Chi fuma, chi beve, chi materialmente non è, con il rischio di prenderti anche una craniata, perché uno ti dice fatti i puntini tuoi. Se succede questo per strada a un vecchietto piuttosto che a qualcun altro, allora le chiederei, Presidente, con tutti i microfoni lì davanti, di rivolgersi al popolo veneto e di spiegare perché si usa la mascherina, che il distanziamento sociale non c'entra con l'uso della mascherina, che quindi anche quando sei per strada la devi mettere sempre sul naso e sulla bocca contemporaneamente, spiegando anche perché. Grazie. Sì, ma poi magari se Federico ne porta anche una, se c'è una chirurgica. E questo l'abbiamo detto in più occasioni, grazie per la domanda. La mascherina non è un vezzo e non è neanche un atto di coercizione sociale. La mascherina salva la vita. Ormai è scientificamente dimostrato che chi ha operato al fronte, cioè nelle terapie intensive, nelle malattie infettive, nelle semi-intensive, quindi abbiamo testato i 10.000 medici della sanità del Veneto, dell'ospedale, degli ospedali, ne viene fuori che solo l'1,3% si è infettato. Cosa vuol dire? Per la proprietà transitiva utilizzavano la mascherina e il virus non arriva. Se ci pensate, questo fra l'altro è stato anche documentato dalla letteratura scientifica, che dice che il primo presidio in assoluto è la mascherina, poi il distanziamento sociale, dopodiché anche qui non è che la mascherina uno la gestisce alla bisogna, ci sono delle regole per utilizzarla la mascherina, che sono quelle di indossarla sempre, ovviamente fatto salvo quando uno deve bere e si ritrova da solo a casa propria o quant'altro. Adesso, per carità, non so se questa si può chiamare pubblicità progresso, diciamo che noi siamo interessati a fare in modo che i cittadini capiscano questo. Sai, ne viene fuori anche uno spaccato di un popolo, no? Perché se stiamo qui a discutere dell'uso della mascherina come discutessimo con un malato oncologico dell'uso di farmaci salvavita, cioè non ha nessun senso fare questi discorsi. Me lo dico per me, perché a volte provo anche imbarazzo, e la mascherina va anche poi, come si dice, indossata nella maniera migliore, cioè come dicevi te, naso e bocca coperti, e è vero che il DPCM, perché qualcuno ci dice il DPCM non prevede l'uso della mascherina, non è vero, il DPCM prevede, grazie, l'uso della mascherina negli ambienti chiusi, quindi vado in un negozio, devo indossare la mascherina, e nelle condizioni in cui non si garantisce il distanziamento sociale, dice il DPCM, cioè quando non riesce a stare a meno al di sopra di 1 metro di distanza da un'altra persona. Il che vuol dire che se tu cammini per i centri cittadini ne incroci tante che comunque ti sfiorano, e in quel caso devi portare la mascherina. La mascherina, abbiamo detto 1 miliardo di volte, si porta così, questo è il modo esatto, così non serve a nulla, serve solo è un palliativo, e così proprio è inutile. Io non so cos'altro aggiungere, lo trovo anche strano, no? Dover stare qui a parlare di mascherina. Penso sempre che abbiamo avuto 1820 morti. Alda Vanvan, poi Malavasi, si prepara. Presidente, buongiorno. Ciao. Ieri è stato pubblicato il decreto, la sua ordinanza, per quanto riguarda la mobilità, il trasporto pubblico locale. Quindi non c'è solo Conte che pubblica a ridosso dell'inizio delle nuove disposizioni, perché l'ordinanza sua è entrata in vigore direttamente ieri, 18 sul 18. Volevo chiederle cos'è
la utilizzazione in verticale delle sedute. La sua ordinanza dice dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, però gli autobus sono affollati, i vaporetti sono affollati, ma la gente da ieri è tornata al lavoro, quindi ha bisogno del trasporto pubblico. Nella sua ordinanza cambia il sistema di ingresso nei mezzi pubblici, treni e quant'altro, e dice possiamo anche derogare al distanziamento di 1 metro con le sedute in verticale, evitando uno di fronte all'altro, fino ad una capienza massima del 50% del totale omologato. Ci può spiegare esattamente? Guarda, questa è un'ordinanza che, giustamente come capite, è stata scritta dai tecnici, no? Alla luce dei confronti che hanno fatto. Da quello che hanno spiegato a me, però, se vi serve un approfondimento fatto meglio, ve lo faccio avere, è quello della seduta che viene considerata la postazione in piedi, no? Cioè, questo è. Dopodiché, per spiegarvi bene tecnicamente la lettura dell'accordo che hanno fatto, devo farvi parlare con l'ingegner Pellegrini che ha stilato questo, quindi ben volentieri, se volete, vi metto nelle condizioni di averlo già in giornata. L'interpretazione autentica poi di tecnicamente come avviene questo. Resta comunque il fatto che al 50% secondo voi saranno sufficienti i mezzi pubblici per portare la gente al lavoro e quant'altro? Il 50% è riferito alla capienza rispetto alla capienza originaria che avevano. Vi ricordo che con le altre modalità si era 1/3 della capienza, no? Si era al 30%. Con questa nuova lettura arriviamo al 50%, ovviamente sempre in presenza di mascherina e di rispetto delle regole. Se vuoi ulteriori ti metto in contatto con l'ingegner Pellegrini magari dopo la conferenza e ti dà proprio anche gli elementi di partenza per questo ragionamento. Posso sommessamente aggiungere che si trattava di disposizioni nazionali del ministro concordate, non è che ce lo siamo inventati, c'è un accordo col ministro di Antieri che ha portato a questa, non è una cosa. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Stamattina si leggeva che il Ministro della Famiglia delega le regioni a decidere a proposito di centri estivi, GREST, anche rispetto alle date oltre alle modalità e quindi potendole anticipare rispetto a quell'inizio di giugno o addirittura al 15 di giugno. Volevo sapere, 1, se ci sono novità in questo senso, 2, nel caso, mi pare di aver letto anche nel progetto regionale che si parli di gruppi di 4-5 bambini per ogni educatore o di un educatore per ogni 4-5 bambini, se così fosse molti stanno lamentandosi o stanno dicendo che i costi diverranno insostenibili e quindi come si potrà fare. 3, e ho finito, le diocesi, penso in particolare a quelle di Venezia, hanno mandato alla Regione dei progetti per il GREST in tempo di Covid. Se sono stati valutati e cosa se ne pensa? Sì, sono stati valutati. Io farò l'ordinanza in settimana, stiamo ancora attendendo di chiudere anche altre partite che non riguardano questo per fare un'ordinanza unica. E sono state valutate le proposte delle diocesi, le sta seguendo l'assessore Lanzarin, e sono state valutate anche altre opportunità, cioè cerchiamo di mettere insieme tutto quello che ci aiuta a dare una risposta alle famiglie. Si va dalla fattoria didattica dell'agriturismo all'accordo con le FISME, quindi con le scuole paritarie 0-6 anni, piuttosto che i CREST, i centri estivi o quant'altro. E dall'altro c'è da dire che i costi è la fase più critica, che è quella del carico di personale e quindi dei costi che aumentano. Anche lì stiamo tentando di mettere in piedi un sistema per cui si possa andare a attingere in quei 150 milioni di euro stabiliti nel decreto. Questo è quello che posso dire. Comunque in settimana noi facciamo l'ordinanza e vi anticipo anche che contiamo di anticipare velocemente anche l'apertura dei centri estivi. Se ci riusciamo sì, però attendete l'ordinanza per favore, che poi, perché considerate che dobbiamo fare un incastro che non è da poco, perché ben venga la disponibilità del Ministro della Famiglia, ma poi c'è anche il tema sanitario e c'è il tema della scuola, insomma c'è un sacco di dibattito su questo. Sappiate che noi abbiamo realizzato, penso ormai da 15 giorni, le linee guida per la gestione. Emiliano, poi Maria Delia, mi scuso ma in mezzo a quella selva non l'avevo notata, scusa. Presidente, buongiorno. Torno sull'argomento delle terme, perché in questo momento noi, oltre a seguire la conferenza stampa che stiamo vivendo, siamo anche ad Abano, c'è un sit-in proprio degli operatori del settore. Non è
in sé per sé la questione delle vasche termali, perché il problema è l'introito che arriva maggiormente dalle spa, che sappiamo, come appunto rimarcava, essere chiuse. Capisco anche il problema di Droplet e di tutto quello che ne consegue. E quindi, nonostante gli alberghi siano aperti, gli introiti mancano e queste persone, questo indotto è seriamente in crisi. Un altro settore che è in crisi, sembra che qualcuno sia riuscito a marzo, aprile e maggio, parlo delle partite IVA, ancora le promesse dello Stato degli aiuti, ma questi soldi non arrivano. Ma guardate, rispetto alle terme hanno assolutamente ragione, la loro preoccupazione è la nostra. Vi ricordo che il divieto di apertura di saune e bagni turchi viene dal DPCM, per cui non è una limitazione proprio formale. Dopodiché anche lì si sta spingendo affinché si possa riaprire tutto, questo è poco ma sicuro. Dall'altro sarà necessario anche vedere cosa accade questa settimana con i contagi e capire anche quale sarà la reazione del virus rispetto alla popolazione. Per quanto riguarda le partite IVA, io trovo un sacco di cittadini che mi dicono, di operatori che mi dicono, ma i 25.000 euro, alcuni mi dicono la banca mi chiama per darmeli, ma dice nel momento in cui ce li avrò dovrò estinguere parte del mutuo che ho a mio carico, quindi quella liquidità non la vedrò mai. Altri dicono ma mi offrono soldi le banche, ma a tassi che sono quelli di un mutuo, quindi dimmi subito che mi state proponendo un mutuo che ci mette a meno. Quindi non c'è una visione assolutamente proattiva rispetto a questo. Dall'altro devo dire che ieri sera ho sentito, e questa è una bella notizia, mi ha fatto venire in mente, ho sentito il dottor Pone, che è il direttore dell'INPS regionale, e devo dire che il lavoro di squadra INPS Regione Veneto oggi ci fa dire che siamo i primi a livello nazionale per aver già sbloccato i pagamenti di una cassa integrazione su 2. Mi diceva il dottor Pone che per fine mese sono sbloccati tutti e noi il lavoro di squadra l'abbiamo fatto, quindi ringrazio gli uomini e donne dell'INPS per quello che si è fatto e ancora una volta il Veneto è primo su questa partita. Vi ricordate quando gli altri dicevano che noi dovevamo ancora iniziare? Noi siamo quelli che hanno fatto tutto di base. Quindi è una bella notizia, perché chi a casa che attende notizie sulle risorse sappia che l'INPS ha già fatto la metà dei pagamenti e provvederà, mi dice, entro fine mese l'altra metà. Questo in virtù del fatto che la Regione poi aveva fatto tutte le pratiche e tutto. Maria Zelia. Buongiorno, Ciao. una riflessione riguardo il fatto che con la riduzione delle capienze, delle possibilità di avere clienti nei bar, anche una piccola flessione della domanda, si parla di rincari, per esempio a Vicenza, anche del prezzo del caffè 1,30, 1,80 il cappuccino. Lei avverte un allarme in questo senso? No, più che allarme, l'ho letto da qualche parte, però ad oggi onestamente i cittadini non ci hanno segnato. Considera che noi siamo come una spugna, no? Cioè, andiamo in assorbimento in tempo reale e ci arrivano più di 1 migliaio di messaggi al giorno solo sui social, ma anche di più, ma al momento forse ne sarà arrivato uno, ma non c'è questa informazione, non ve lo saprei dire. Antonella Prigioni. E comunque non c'è nessuna ragione di aumentare i prezzi, questo è poco ma sicuro. Cioè, se il tema è fanno bene, no, punto. Per adesso ci vuole anche un minimo di lavoro di squadra, di senso di collettività, di comunità. Allora Antonella Prigioni, Marchiori aveva un'altra domanda, qualcun altro Malavasi successivamente. Buongiorno Presidente, alla luce anche Ciao. di questi assembramenti che si sono visti ieri, la questione tracciamento a che punto è? Ma allora, noi non abbiamo informazioni NP non pervenuta, nel senso che l'Immuni, sarà il nome, non lo so, non sta arrivando. A livello regionale avete in nel mente? frattempo noi stiamo lavorando, cioè stiamo lavorando un progetto alternativo, però al momento non posso anticipare nulla perché prima voglio vederlo, nel senso che ho già visto il progetto, abbiamo già fatto delle correzioni, però vi dico anche la verità, dovrei vedere domani il piano e dopodiché ve ne parlerò. Grazie. Diciamo che andiamo a mettere in piedi un progetto di biosorveglianza alternativo.
Però abbiate, non è che voglio fare il misterioso, non voglio annunciare robe che poi magari si rischia che si incaglino perché magari non funziona la procedura. Quindi lasciatemi vedere, domani dovrà avere l'ultima riunione, dopodiché nei prossimi giorni ve ne parlo. Ma Presidente, se posso... Prego. Ma questo perché alla fin fine quella nazionale è latente? Perché io ricordo bene le sue parole, vivendo qui ogni giorno la conferenza stampa, lei preferiva un qualcosa di nazionale, quindi di omologato per tutti. Sì, non è che preferivo, io vi ho semplicemente detto che quando c'è stato il dibattito ho detto, beh, chiarita la partita della privacy, di tutte queste robe, perché apriti cielo, abbiamo tutti la privacy da difendere, no? Cioè siamo tutti georeferenziati col telefonino che abbiamo in tasca. Cioè, mettiamo accetta in ogni sito che apriamo, così veniamo anche non solo georeferenziati ma anche profilati rispetto alle nostre ricerche, quindi sì. Vabbè, ma non importa, cioè, evidentemente nessuno se n'è accorto, però è pur vero che il problema della privacy c'è, cioè chi gestirà i dati di Immuni, però non se ne è più sentito parlare poi, no? Per cui non vi so dire nulla. Marchiori, poi Malavasi. Sì, Presidente, mi scusi, una richiesta che ci è arrivata proprio poco fa in redazione nel corso della conferenza stampa da parte di una telespettatrice di Solagna che lavora a Feltre. Allora, ci racconta questo: l'azienda decide test sierologici per tutti, lei risulta positiva senza alcun sintomo. L'azienda le chiede di rimanere a casa in malattia, ma il medico si rifiuta perché dice che, essendo solo il test sierologico, anche se positivo, deve attendere l'esito del tampone. Ora lei dice che confermi o meno la positività. Lei dice che però per il tampone è in lista d'attesa, e qui viene la questione. L'azienda dice che se entro 2 giorni non presenta il certificato, lei potrebbe essere licenziata, e lei è disperata. Sì, ma prima roba, manca un elemento, cioè chi ha il test sierologico positivo negli screening che si fanno nelle aziende deve essere subito inoltrato velocemente dal medico curante, questo mi sembra sia avvenuto, per il tampone. Prima roba, quando ha fatto richiesta di tampone? Questo non ce l'ha detto perché se l'ha fatta stamattina potrei dire dateci il nome e cerchiamo di capire se è roba di 5-6 giorni fa, allora è grave, cioè, ci manca l'elemento fondamentale. Quando è stata inviata all'ULSS per fare il tampone? Le date non le ho precisamente. Bisogna averle. Ok, grazie. Se no è difficile rispondere. Va bene. Okay. Considerate che adesso abbiamo il problema che i tamponi li facciamo in tempo reale, ma poi c'è la processazione che ha qualche difficoltà, però penso si possa comunque... Per carità, è un caso limite, però è anche vero che forse noi come piano di sanità pubblica possiamo prevedere anche la malattia in attesa del tampone. Potrebbe essere che introduciamo anche questo elemento, perché se è per colpa nostra, perché la processazione va avanti piano, se la macchina è rotta, non è che possiamo sentire. A parte il fatto che penso che un'azienda che licenzia un dipendente perché dice che è positivo, anche questo... la vedo, a meno che non ci siano altri fatti tra datore di lavoro e lavoratore, perché non so. Malavasi, ho l'impressione che non sarebbe un licenziamento per giusta causa, sentita così. Due questioni veloci molto diverse. Il fondo europeo da 500 miliardi di cui si è parlato ieri, ci sono delle richieste e anche dei criteri, richieste per il Veneto e criteri che vengono dal Veneto, e d'altro canto ancora ci arrivano segnalazioni di partite anche significative di mascherine acquistate e importate, arrivate in dogana e ancora ferme lì e difficili da sdoganare. Siccome questo tema ricorre ormai da 2 mesi, direi, e anche nelle sue parole si parlava di quel limite dovuto al rischio del sequestro per uso di protezione civile, ma possibile che dopo 2 mesi si sia ancora incagliati su questa questione? Guardate, cioè, cosa volete che vi dica? Da quante settimane ve lo sto dicendo? L'ho detto io in assoluto in prima nazionale, mi hanno detto che non avevo capito come funzionava, avete visto, ce l'ho detto fino alla fine, l'ho detto al Presidente del Consiglio, l'ho detto ai ministri, ho detto guardate che se aprite servono mascherine, i cittadini sono disposti ad andarsene a comprare, ma bisogna che arrivino container di mascherine e così si va a calmierare anche il prezzo, ma ancora valgono come l'oro perché ce ne sono poche sul mercato. E noi le continuiamo a distribuire, però questo è un problema reale. Quanto ai 500 miliardi
io non ho ancora capito quali siano le regole di ingaggio, per cui mi fermo a una valutazione che è molto macro. Dico, siccome oggi il dibattito è anche di Fiat e non Fiat, la garanzia dello Stato e quant'altro, io non sono uno che fa guerre di religione, dico semplicemente che il Veneto ha l'80% delle imprese che ha meno di 15 dipendenti, quindi il modello di sviluppo non è fordista, ma è il modello del distretto industriale diffuso, della piccola e media impresa. Dobbiamo pensare alle nostre imprese, quindi spero che tutto sia tagliato sartorialmente su quello che è la piccola e media impresa, che è il nostro tessuto produttivo che produce 160 miliardi di PIL all'anno. Milva Tosato. A proposito del premio per i lavoratori del mondo della sanità, quante persone riguarda e, prima domanda, se riguarda anche quelli che sono state assunte dopo? Sì, riguarda tutti gli operatori e sono circa 54.000, 55.000, quanti sono? Sono 10.000 gli operatori e complessivamente... Vabbè, se è il dato che vi ho dato io, tranquilli, su 54.000 sono. Tutti, anche tutti gli assunti, che avranno diritto al premio? Tutti coloro che hanno lavorato. Si sa quando lo riceveranno? Ma guardate, noi siamo pronti. Allora, vi dico anche una suddivisione. 20 milioni li peschiamo abbiamo 3 fonti di finanziamento, Cura Italia, Rilancio, sono tutte risorse del Veneto ovviamente, cioè che spettano al Veneto, e 26 milioni direttamente anche dal bilancio regionale. Comunque sono 60 milioni 932 mila. Presidente, su questo ci sarà una nota nel dettaglio? Sì, ve l'ho detto prima, tranquilli. Per esempio c'è un passaggio che mi sfugge, cioè se il criterio è meritocratico non capisco perché a pioggia devono essere premiati. Perché la meritocrazia è basic, cioè base, lavoro in ospedale, top della meritocrazia, facevo manovre invasive in terapia intensiva. Però il fatto che tutti lavorassero in ospedale ci sta, insomma, cioè, diciamocelo fino in fondo, noi cittadini evitavamo di andare in ospedale se non avevamo bisogno, loro ci andavano tutte le mattine a lavorare o tutte le sere di notte, insomma. Dopo comunque è spiegato bene, c'è una base per tutti più un premio per chi è stato direttamente, cioè è spiegato. Vabbè, dopo avete il caso. Insomma. Sì, io non voglio essere pignolo, però non ho ancora capito se le parti abbiano sottoscritto questo accordo. Allora, alcune sicuramente sì, ad esempio CGIL e CSG. Allora, i sindacati, diciamo il comparto sì. Con le parti mediche, la dirigenza, quindi primo e secondo livello di dirigenza, quindi medici, le trattative sono avanti, si aspetta l'approvazione, la pubblicazione del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale, che come è noto quello da 55 miliardi non è ancora uscito, poi anche le parti mediche si sarebbero dette pronte a sottoscrivere, però il dibattito, diciamo, ci sono le rifiniture finali. Comunque la domanda non era quella. Prego. Grazie. Ecco, oggi si riunisce il Consiglio regionale, diciamo in carne ed ossa, dopo mesi di sedute telematiche, si parla anche di misure di sostegno, eccetera, eccetera. Come escono i conti della Regione da questa vicenda? Io ricordo che lei ci diceva a un certo punto che, ma parliamo ancora di settimane fa, che la spesa sanitaria straordinaria aveva superato i 100 milioni, c'erano altre spese, cioè c'erano... come sono le risorse? Il bilancio come esce da questa vicenda? Ma guardate, intanto la spesa sanitaria Covid, coronavirus supera i 100 milioni, dall'altro va a stabilizzare una spesa che avremo tutti gli anni di più 35 milioni per le assunzioni, per i 1000 posti in più che abbiamo creato. Noi ne usciamo massacrati, cioè se non arrivano risorse a ristoro ne usciamo massacrati. Ma lo dico perché noi abbiamo sempre avuto una gestione dei conti assolutamente certosina. Non va in default il Veneto, però insomma voi capite che in qualsiasi famiglia, per quanta gestione ci sia, se ti arriva una roba del genere che ti mangia gli stipendi di oltre 12 mesi di tutti i componenti della famiglia, capisci che ti sballa il bilancio, questo sì. Ne verremo fuori. E contiamo moltissimo sul fatto che ci sia una redistribuzione del fondo nazionale
E contiamo anche che arrivino risorse per il rilancio di tutto quello che sono gli investimenti nella sanità. Questa vicenda ci ha insegnato che gli investimenti nella sanità devono essere una cosa prioritaria sulla quale investire. Io con questo, se non ci sono Emiliano Marchiori, poi chiudiamo perché il Presidente ha molti impegni, se non mi dispiace. Presidente, solo per alleggerire il discorso se posso. Prego. Si ricorda che scherzosamente le parlai in spiaggia dei famosi plexiglass, dopo avevamo dibattuto anche a tavola con Amorosa con il Separé. Guardi, leggevo proprio di un'agenzia di ieri, attenzione, che è un trevigiano, un imprenditore in Trevigiano, sembra che abbia creato un dispositivo che si pone tra le poltrone, sto parlando di cinema, antibatterico. Sì, l'ho visto. E quindi è anche la scusa per parlare della riapertura dei cinema e di chi in questo momento... Ma guardate, la partita dei cinema, dei teatri, dei grandi luoghi di assembramento, dei concerti e di quant'altro è una partita che assolutamente verrà affrontata. Ad oggi si immagina che possano essere tra le ultime attività assieme alle discoteche da aprirsi la volta di metà giugno, però tutto quello che si può anticipare si anticipa in ragione dei dati che avremo dal punto di vista sanitario. Questo presidio Mediveto ben venga? Ma sì, è anche mio paesano oltretutto. No, nel senso che si tratta di una soluzione che però è una soluzione gestibile, cioè una soluzione, diciamo, che aiuta a vivere meglio, che non incasina la vita come il plexiglass in spiaggia, è un'altra roba. Eccomi, no, scusi Presidente, mi hanno dato delucidazioni su questa signora. Da ieri è a casa e il medico però non le vuole fare questo certificato perché lui dice, a parte l'esito del sierologico, finché non ho il tampone non faccio questo certificato. Però non sappiamo quando ha chiesto di fare il tampone, è questo che serve a noi. Ok. Cioè, è fondamentale sapere quando ha chiesto di fare il tampone. Che mi mandi la data, l'ora e io provvedo a verificare. Va bene, facciamo così. Ma data, nome e cognome, verifichiamo subito dov'è il tampone di questa signora. Perfetto, grazie. Prego? No, è consiglio regionale. Sono al consiglio regionale e quindi sono bloccati. Dovete scusarmi, ma devo andare. Buon lavoro. Adesso dobbiamo capire se per caso parlerà adesso anche l'assessore Lanzarin, ma credo di no. Ecco, quindi questa è un po' la conclusione di questa conferenza stampa che tra poco riepilogheremo. Citava anche il Consiglio regionale ricominciato questa mattina, ma sospeso adesso per la pausa, immaginiamo ovviamente perché questa mattina tornava vis-à-vis, quindi in aula con i consiglieri regionali. 90% dei negozi di abbigliamento sono aperti, nella ristorazione il 70% invece dei locali. Sperimentazione del plasma anche sugli ospiti dell'RSA, parliamo di Milano, al San Matteo di Pavia non solo, quindi questo è un altro dato che aggiungiamo. Sapete bene anche della sperimentazione che invece il Veneto fa con la banca del plasma. Oltre a questo le parole del governatore Luca Zaia, che riepilogheremo tra poco con il collegamento insieme a Ilaria Marchiori e per il quale sono sicuramente da sottolineare alcune parole, in particolar modo quelle che riguardano il finanziamento, del quale discuteremo tra poco anche con altri ospiti, il bonus al medici e operatori sanitari, tutti ha detto, quindi 54.000, a crescere ovviamente per chi lavorava in prima linea, e poi il tema delle riaperture che dà il titolo a questa parte della nostra edizione straordinaria: troppi video di Movida pronti a richiudere. E ci sono tanti sindaci del nord-est che si sono arrabbiati per questo, da Ziberna di Gorizia sino ad arrivare a più di qualche assessore o sindaco anche nel Trevigiano, e questo chiaramente è una ulteriore
spunto di preoccupazione, perché se dobbiamo affidarci, essere certi e mantenere le distanze, avere i presidi, cercare di tornare a una nuova normalità, almeno rispettare quelle poche regole. Poi anche la diretta sulla pagina Facebook della stessa Antenna 3 vedo è costellata anche di commenti di quanti non intendono indossare la mascherina. Già non è obbligatoria nel momento in cui si fa un tipo di esercizio fisico, di sforzo fisico, insomma questo è ben detto, però insomma vediamo. Non so se abbiamo il collegamento, appena possibile mi fate sapere, perché pochi istanti fa ha ribadito ancora una volta il governatore come per esempio il fronte della movida, delle discoteche, poi in particolar modo saranno forse le ultime a riaprire, appunto quando riapriranno, a giugno inoltrato. C'erano alcune domande dei nostri telespettatori anche in merito a questo, perché è chiaro che negli spettacoli e nei locali dove rischiano di riversarsi poi centinaia e centinaia di persone, mantenere la distanza è più complicato, anche considerando magari il ballo di molti di questi. Movida nei centri storici, persone con spritz e senza mascherina, il senso del rispetto civico zero, si riparte il contagio, richiudiamo tutto, così il governatore Zaia. Va bene, adesso ci stiamo per collegare anche con Ilaria Marchiori. Tony, ti chiederei intanto di vedere la polemica nel Padovano sulle terme, perché poi la cura alla persona, tante cose insomma delle quali abbiamo molte volte parlato e delle quali per le quali ci sono delle accortezze necessarie e puntuali. È chiaro che magari inficiano anche l'esito e lo svolgimento di queste attività stesse, ma torniamo con il sindaco a vedere quanto abbiamo raccontato della polemica in merito alle terme. Vediamo. Il nostro bacino termale fa più di 3.300.000 presenze all'anno, è il bacino termale più importante d'Europa. Abano è la 25esima città in Italia per numero di presenze turistiche. Le piscine termali sono sinonimo di salute da secoli, eppure nell'ultimo decreto sulle riaperture ci sono piscine e piscine, quelle con l'acqua dolce che possono riaprire il 25 maggio e quelle termali che per il governo invece devono rimanere ancora chiuse, usando un gioco di parole, una vera e propria doccia fredda per amministratori e albergatori. È un po' incomprensibile, è evidente che le piscine termali sono molto ampie ed in ogni albergo del nostro territorio. Sono ampie, sono coperte e scoperte, non hanno problemi di ampiezza e non credo che la composizione dell'acqua termale abbia una rilevanza. Il territorio aveva già chiesto al governatore Zaia di interessarsi della vicenda e lui nelle scorse ore aveva criticato la rigidità del governo, ma si era anche detto ottimista che la situazione si sbloccherà presto, con la regione a mettere pressione. L'acqua termale, lo dicono molti studi, fa bene, quindi bisogna rimediare in fretta. È evidente che potrebbe trattarsi di un aspetto da approfondire, ma credo che debba essere fatto subito, perché poi il 25, come apriranno le altre piscine, credo che dovranno riaprire anche le piscine termali. Sauna, bagno turco e altri servizi possono invece aspettare, su questo sono d'accordo anche i diretti interessati del bacino termale. Mi auguro che questa sia una partita da giocare subito, perché abbiamo un bacino termale più grande d'Europa. Abbiamo delle caratteristiche di presidio medico all'interno di ogni albergo termale, quindi la sicurezza da noi si interpreta da sempre e il tema della salute è al centro di tutto quello che facciamo nel nostro territorio. Si spera in una svista, in un errore. Per il 25 le strutture sono già pronte, protocolli compresi, per questo qui sono tutti arrabbiati. Direi di sì, perché voi sapete che quando siamo stati fermi qui nel bacino termale, siamo fermi da gennaio, cioè ci sono i lavoratori che non sono fermi da marzo ma da gennaio. Allora, torniamo in diretta. Saluto e ringrazio Federico Contin che è collegato con noi. Buongiorno Federico Contin, barista, gestore di locali a Padova, era soprannominato il re della movida, insomma, buongiorno, ben trovato Federico. Ciao, senti, ti faccio vedere queste immagini, non so se riesci a... Sì, perché hai il ritorno, Tony, mostriamo queste immagini che definirei a Marcord, a Chico Contin. Guardi, un po' se lo ricorda, no? I Navigli, ecco, guardi un po'. Qualcosa ne so di questa manifestazione, qualcosa ne so, sono circa 16 anni che l'abbiamo portata
Beh, insomma, era un appuntamento per tutta la regione, non solo, no? L'estate padovana, tutti si ritrovavano lì, zona Portello, a Padova. Insomma, allora, che è successo? Beh, è chiaro, immaginiamo che realizzare una attrazione, perché poi anche di quello si tratta, di questo tipo, quest'anno sia più complicato. Però non si ferma qui, no? Che è successo? No, con il nuovo DPCM del 18 maggio si era aperto uno spiraglio di poter aprire anche quest'anno, seguendo comunque tutti i massimi criteri di sicurezza e rispettando anche quello che questa maledetta malattia, che è proprio una maledizione divina che è arrivata, impone. Però dall'altra io volevo a tutti i costi difendere anche il diritto delle persone che vogliono lavorare, che devono lavorare, perché qui o si muore di Covid o si muore di fame. E questa cosa l'ho spinta in tutte le maniere fino alla disperazione per convincere i baristi, che invece purtroppo, come è loro modo di essere, hanno fatto i conti con il portafoglio, sapendo che non sarebbe stata sicuramente una facile stagione da un punto di vista di incassi, però dare un segnale di vita, dare un segnale di riapertura e far vivere la città secondo me è più importante. E quindi ovviamente c'è stato uno scontro e ho detto vabbè, se la pensate così è inutile che io stia qua, la mia posizione è quella di organizzare gli eventi e non di chiuderli o stare a casa sul divano perché si ha già la pancia piena. Bisogna comunque resistere, rischiare, e la mentalità imprenditoriale vera è questa qui. Cioè, mi faccia capire, secondo lei i Navigli, quindi quell'appuntamento estivo per la città di Padova che attirava migliaia di giovani anche dal resto della regione, si poteva fare? In sicurezza si poteva fare? Ho capito bene? Sì, perché innanzitutto l'università è chiusa, quindi il grosso bacino d'utenza non c'era. E quindi rimaneva un giardino estivo aperto ai padovani su 20.000 metri quadri all'aria aperta. Capisce anche lei che non sono i 30-40 metri quadri di una terrazza di un bar, che comunque ammiro e rispetto, e bravissimi, e invito tutti i locali ad aprire il più possibile una situazione all'aria aperta, perché sicuramente al chiuso la gente ci andrà molto meno. Ci andrà molto meno. Allora qual è il problema? Perché ho letto che lei ha lasciato l'associazione, no? Sì, ho lasciato l'associazione. In polemica? Cos'è? In polemica, un po' di polemica c'è, come sempre, come tutti i divorzi. Sicuramente non ho mai trovato un divorzio consensuale al 100%. E vediamo cosa succederà. Adesso più che altro il bando di concorso di assegnazione è stato fatto da un gruppo di persone, ora si sono sostituite, e siccome il punteggio era basato proprio sulla programmazione, sulla sicurezza e su una serie di cose che sono riconducibili personalmente all'organizzazione, bisognerà vedere la validità o meno, se l'area adesso è assegnata giustamente a nuove persone o bisognerà di nuovo fare un bando. Se rifaremo un bando, ovviamente partecipiamo. Ah, quindi potrebbe esserci... È un rinvio a, non so se l'anno prossimo o tra 2 anni, comunque... Però quest'anno non c'è un'alternativa, cioè vorrei capire questo. I Navigli non ci sono e non ci sarà un'alternativa. Cioè lì sarà vuoto quello che noi vediamo. No, le alternative ci sono, perché ho visto che i Giardini dell'Arena, ad esempio, hanno fatto un bellissimo lavoro, hanno il grande vantaggio di avere un parco stupendo, tenuto molto bene, e quindi penso che i Giardini dell'Arena siano una valida alternativa per i padovani. Come ad esempio so che il Parco della Musica è stato assegnato, quindi speriamo che anche lì i gestori si diano da fare per aprire. Cioè, la città non può chiudere, le attività non possono stare chiuse, bisogna comunque reagire come ripeto, come prima, bisogna assolutamente reagire a questa situazione di stallo che sta lasciando a casa centinaia di persone, e queste persone hanno letteralmente fame. Cioè, io per primo in questi giorni cerco di aiutare come posso i ragazzi che lavoravano da noi, perché sono senza un euro in tasca, quindi è inutile che mi si venga accusato, vedo su Facebook, sui social, Contin non considera la malattia, gli interessano i soldi. No, posso garantire che io non percepisco un centesimo dagli incassi del Naviglio, perché il mio lavoro è quello di organizzare l'evento, quindi io sugli incassi, cioè sul lavoro, non intervengo in nessuna maniera, ed è risaputo da parte di tutti. Penso a tutte quelle persone che sono a casa, che qualcosa devono fare, devono lavorare, anche perché
gli aiuti di Stato, mi sembra che stiano largamente lasciando a bocca asciutta tutti quanti. Va bene, Federico Contin, grazie davvero. Buona giornata, abbiamo capito cosa è successo, grazie davvero. Allora, torniamo alla sala operativa della Protezione Civile a Marghera, dove ci sono Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Ilaria, noi abbiamo cambiato il titolo, Zaia, troppi video di Movida pronti a richiudere, insomma, perché questa è una delle frasi credo più eclatanti di quel che ha detto questa mattina, poi entrando nel dettaglio anche sugli interventi per quanto riguarda il bonus alla sanità. Insomma, che cosa sottolineeresti tu? Sì, buongiorno a tutti. Questa è proprio la domanda che gli avrei voluto rivolgere al termine della conferenza, ma ovviamente il governatore ha preceduto me e probabilmente anche gli altri colleghi, perché tutte le segnalazioni che arrivano a noi e sono giunte nelle nostre redazioni sono arrivate anche a lui, e questi assembramenti soprattutto a ridosso di bar, di locali per prendere l'aperitivo sono davvero tanti. Non bastasse quello, moltissime persone senza la mascherina o comunque sotto il mento, cosa completamente inutile. Dunque lui ha aperto proprio questo punto stampa ribadendo questo concetto. Ha detto troppe persone, troppe segnalazioni di chi non rispetta le disposizioni che sono state messe in atto, né per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina corretto, ribadiamolo corretto, né per quanto riguarda il metro di distanza e tutte le disposizioni del caso. Ha detto sbagliatissimo, di questo passo il rischio di tornare indietro e di richiudere tutto si può alzare molto di più. Ha detto se io vedo un aumento di contagi nei prossimi 8 giorni, perché ormai 2 giorni fa parlavamo di 10, adesso stanno diminuendo, ovviamente sono 8, io torno indietro e ricomincio a chiudere tutto con l'ordine di 2 mesi fa, e dunque prima i bar, poi i ristoranti, insomma poi via così. È stato davvero molto diretto e anche con i toni accesi, proprio perché dice l'ha sempre detto, io ho dato ai veneti un segnale di fiducia, vi faccio uscire, vi permetto di poter ricominciare a vivere normalmente come prima del lockdown, e questi sono i risultati, non va assolutamente bene. Dice che sono molte le segnalazioni che gli arrivano anche da parte di ragazzi e questo gli fa piacere, perché appunto i ragazzi ricoprono una grande fascia della popolazione, quindi se loro sono responsabili questo fa ben pensare. Eppure a noi sono arrivate anche tante segnalazioni purtroppo di ragazzi che invece non lo rispettano, quindi anche qui è un po' in base al territorio e ai video e le segnalazioni che arrivano, però è pur vero che di ragazzi con la mascherina se ne vedono tanti come non si vedono adulti, e insomma viceversa. Il concetto fondamentale è che la mascherina va indossata. Ieri l'ha detto chiaramente, cosa si chiede alla fine? Si chiede di portare pazienza 10 giorni, perché se poi tutto va bene si potrà mano a mano pensare di togliere la mascherina e di utilizzarla solo nei luoghi chiusi e affollati. E quindi effettivamente lo sforzo che si chiede ai veneti e ai cittadini non è uno sforzo così grande se poi si pensa che la si potrà togliere tra 10 giorni. Quindi anche per questo il Presidente si arrabbia quando sente e vede lui stesso queste segnalazioni. Ha definito il virus un eccellente cecchino che in questo momento potrebbe anche avere pochi colpi in canna, però che punta dritto all'obiettivo, e quindi basta che si contagi una persona e poi via via sappiamo come funziona. Allora lo sottolineiamo nuovamente: indossiamo la mascherina, rispettiamo le distanze di sicurezza, facciamolo, perché si chiede questo sforzo per poi poter anche pensare di godersi l'estate, di godersi le vacanze, chi le potrà avere, perché tante persone, come sappiamo, hanno dovuto utilizzare le loro ferie nei periodi di isolamento, nel periodo di isolamento, e poi arrivare eventualmente più preparati e forse anche più rinforzati al periodo autunnale.
Ha anche poi lanciato un chiaro messaggio verso quelli che insomma sono i complottisti e che scrivono tanto sui social, chiedendo almeno di portare rispetto per tutte le vittime, che sono più di 1800, e per i morti ha detto insomma portiamo rispetto se non altro per loro e per le loro famiglie. Questo è importante perché forse alcune volte si sono visti dei toni troppo accesi nei social anche nei confronti di questi numeri, con chi dubitava e chi parlava appunto di complotti. Invece le vittime ci sono state, le famiglie che non le hanno potute piangere nemmeno, perché non ci sono potuti essere, non si sono potuti fare i funerali come si dovrebbe, e quindi c'è chi non ha potuto salutare i propri cari, e dunque quello che ha voluto evidenziare anche il rispetto verso queste vittime. E poi ha parlato di una cifra importante, una cifra di 61 milioni, quasi 61 milioni di euro erogate per la sanità, un riconoscimento straordinario, l'ha definito il presidente Zaia, per tutti coloro che si sono adoperati in questi mesi, ed è stata adottata una soluzione meritocratica. Ha detto per una volta lo si è potuto fare, perché ovviamente chi ha lavorato ore e ore e ore ad esempio nelle terapie intensive, nel reparto di malattie infettive, ovviamente va premiato e questo gli va riconosciuto. C'è una squadra veneta che ha lavorato tanto in questo periodo e anche per questo va valorizzata. Questo è importantissimo. Ha detto che insomma non l'ha voluto sottolineare questo nel corso di questi mesi, nel corso di queste settimane, perché poteva essere, non so, frainteso magari come una campagna elettorale o come o comunque in vista di quelle che saranno le elezioni che ancora spera si possano fare a luglio, anche se appunto non lo sappiamo, ma vediamo che insomma molti cittadini, anche in base al nostro sondaggio, invece sarebbero proprio per quest'idea. Però ha detto lo voglio dire ora proprio perché si capisca che effettivamente questo è un riconoscimento che va dato a chi in questi giorni si è adoperato tanto, rischiando anche con la propria vita. Certo, questo senz'altro. Altro da approfondire, Ilaria, poi tra poco ci collegheremo con Ferdinando Gravello, seguiremo in diretta il primo taglio dei capelli, insomma, no? Alcuni abbiamo già visto, hanno fatto ieri. Prego Ilaria, scusa. No, allora direi che questi sono i punti salienti della conferenza del presidente Zaia di oggi, anche perché poi ha dovuto scappare. Infatti avete visto che non c'erano a suo fianco oggi l'assessore alla sanità Lanzarin e l'assessore alla protezione civile Bottaccin, perché sono giornate calde e impegnative. Si sta lavorando per i centri estivi, per la fascia 0-14, perché bisogna dare assolutamente una risposta a questa fascia d'età, ai bambini, alle loro famiglie e anche a chi gestisce le strutture, i nidi privati, perché insomma stanno vivendo una situazione non facile anche loro, soprattutto navigano a vista perché non ci sono risposte nemmeno su quelli che dovrebbero essere i contributi, risposte precise. Dunque si sta lavorando intensamente anche per avere questa risposta. E poi c'è un altro grosso punto di domanda cui sta lavorando fortemente l'assessore De Berti, che riguarda la riorganizzazione anche del trasporto pubblico locale. Una cosa ha detto in chiusura il presidente Zaia: economicamente da questo noi ne usciamo massacrati. Esatto, è proprio il termine che ha utilizzato, ne usciamo massacrati sul fronte delle finanze, no? Quindi 100 milioni di euro spesi per questa emergenza. Senti Ilaria, oggi appunto l'intervista del ministro alla famiglia Bonetti, che dice che sui centri estivi appunto possono decidere le regioni. L'apertura mi pare sia prevista per il 15 giugno, ma si può anticipare, quindi saranno le regioni, se pronte, organizzate, con il tot di personale previsto per ogni bambino, a poter aprire prima, no? Perché molti ce lo scrivono anche in queste ore. Beh, secondo quanto ci ha detto ieri il governatore, con poi l'avvallo dell'assessore Lanzarin, la speranza è quella di riaprire prima del 15 giugno. Esatto. Si parlava del 25 maggio, avrebbero voluto farlo anche qualche giorno prima, ma ormai insomma siamo al 19, quindi i tempi stringono. Potrebbe trattarsi anche del 25 maggio e dunque anticipando notevolmente questa che è la data del 15 giugno, che effettivamente è abbastanza in là, soprattutto per le tante famiglie, per chi ha ripreso a lavorare
e perché no anche per i bambini e questa fascia d'età che insomma l'abbiamo sentito più volte anche da parte di tantissime famiglie, ma non solo, sono stati un po' trascurati in questo periodo e in questa fase d'emergenza. Sì, va bene. Grazie davvero Ilaria. Hai altro da aggiungere? No, non c'è altro, questi sono i punti fondamentali. Abbiamo sentito oggi prima seduta aperta del Consiglio regionale, quindi anche da qui arriveranno tante novità e dunque seguiteci ai nostri telegiornali di questa sera perché come sempre ci saranno tantissime notizie e novità rispetto a quanto accaduto, a quanto accadrà nel corso di questa giornata e soprattutto quello che ci dovremo aspettare anche nei prossimi giorni. Va bene, grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, collegati alla sala operativa della Protezione Civile a Marghera. Tante novità, dunque diciamo tra poco ci colleghiamo anche con Ferdinando Garavella, avremo il segretario regionale della CGIL anche per discutere di questi interventi. Io lo vedo già inquadrato e questa cosa mi preoccupa, ma non Ferrari, no, sì, non credere che non ti abbia visto, ma prima di questo, scusami Ferdinando, volevo far vedere, Tony, se mi aiuti, il video che ha ripreso il Mattino di Padova oggi dai social e che sta facendo molto discutere Padova, quello che vi dicevo poco fa, troppi video della Movida, non so se sei pronto Tony, lo vediamo, è postato su Instagram, credo da qualche utente, qualche giovane padovano, credo abbia anche l'audio Tony, se tu vuoi farlo su, vabbè, ma non importa, con le scritte tipiche, però vedete i ragazzi magari con la mascherina abbassata, bevono, poi dopodiché anche il come è girato può far arrabbiare chiaramente con questo metodo, però qui insomma sì, c'è qualche esagerazione, lo vediamo nei ragazzi che magari avevano voglia di tornare a godersi la città e bere un bicchiere in compagnia, speriamo abbiano compreso, diciamo, il rischio, ma davvero c'è la rabbia che si è scatenata da parte di molti per tanti sacrifici fatti e quindi nel vedere certi video con poca attenzione, queste mascherine tirate giù anche in compagnia di altre persone. Allora, siamo pronti? Ferdinando, dove sei? E tagliamo i capelli per quel che resta o hai scelto la barba? Tagliamo la barba, Ferdinando, buongiorno. Siamo in una barberia di Bassano del Grappa, Casoni, che adesso mi sta tagliando la barba perché effettivamente è in condizioni inaccettabili, soprattutto per il lavoro che facciamo. Per i capelli vedremo cosa fare, ma non c'è molto ormai da fare, i buoi sono già da un pezzo, ma siamo venuti perché è importante far vedere anche ai nostri telespettatori come si lavora in sicurezza, come ci si farà la barba e i capelli d'ora in poi dal barbiere. Allora, Cesare Casoni si è messo lo schermo protettivo, la mascherina. Io non ho la mascherina perché in questi casi il cliente non la deve usare. Abbiamo una copertura, come si chiama? Una mantella usa e getta. All'ingresso ci siamo igienizzati le mani, sia io che Federico Cibotto, che ci fa da operatore in questo caso. Si può scegliere se igienizzare le mani o se mettere dei guanti. Qui è tutto disinfettato, vero Cesare? Esatto, sì. Ho usato disinfettante per disinfettare la macchinetta, ho usato il disinfettante per disinfettare la poltrona e un erbicida per disinfettare i pettini. Quindi tutto quello che viene usato è assolutamente disinfettato, siamo in piena sicurezza. Cesare ci ha detto che ha già, come tutti i barbieri, i parrucchiere, hanno già tutti il taccuino pieno per almeno 2 settimane, perché insomma è un segnale che la gente comunque vuole tornare da loro, non solo per farsi tagliare la barba e i capelli, ma perché fanno parte anche loro della nostra storia, della tradizione, sono degli amici di cui abbiamo bisogno, insomma. Fanno parte anche di noi. Chiediamogli come ti trova, no? In che condizioni ti trova, vediamo così, quanto impietoso sarà. Pessime condizioni, no? Poi alla fine di tutto questo, a parte che faremo un servizio per i nostri telegiornali di questa sera, ma poi vi mando una foto per far vedere la meraviglia che verrà fuori alla fine, dopo questo trattamento con il nostro amico Cesare Casoni qui a Bassano del Grappa. A questo punto io mi faccio fare la barba e vi ridiamo la linea.
Va bene, ti seguiamo, vediamo l'inizio di questa barba, quindi intanto anche un aspetto interessante, è scontato, avete visto le predisposizioni di cui ci ha parlato molto chiaramente Ferdinando Caravello, inizia quindi questa operazione e chiaramente il cliente in questo caso non deve indossare la mascherina, ma come avete visto oltre mascherina invece il titolare di questa barberia ha anche la visiera, no? Quindi perché per coprire anche gli occhi, quindi per maggiore sicurezza oltre al resto del viso già comunque coperto. Quindi operazione iniziata, vedremo l'esito tra poco. Per quanto riguarda il nostro Ferdinando Caravello a Bassano, torneremo a collegarci con lui anche per mostrarvi appunto il risultato di questa riapertura, e così come tanti ovviamente hanno una lunga lista di prenotazioni per questi giorni. Ieri in diretta a Ring abbiamo scoperto come il sindaco di Treviso Mario Conte andrà a tagliarli questa sera alle 19, invece ci aveva anticipato questo dettaglio, abbiamo visto il taglio invece quasi in diretta del sindaco di Padova Sergio Giordani. Va bene. Tony, prima di andare agli altri collegamenti, racconto del Vigile del Fuoco Massimo Cavalieri, colpito dal coronavirus, insieme alla moglie è tornato a casa dopo circa un mese di ricovero all'ospedale civile di Venezia. Il suo appello ai giovani, considerato il video che abbiamo mostrato anche poco fa: usate sempre la mascherina, fate attenzione. Vediamo il servizio. Copritevi e rispettate queste regole, perché se vi attacca è dura, tanto dura, è devastante la malattia. Quando specialmente le terapie che ti fanno col casco, sono stato 5 giorni col casco, poi è arrivata una macchina con dei naselli, con ossigeno caldo, e sono stato anche fortunato perché sia la terapia che è arrivata la sera quando sono arrivato io, sia sta macchina dopo i 5 giorni, l'ho testata io a Venezia, mi ha detto il primario. Il veneziano Massimo Cavalieri è sempre stato a disposizione di tutti in 40 anni di servizio in prima linea con i Vigili del Fuoco all'Isola di Venezia. Un punto di riferimento. Insieme alla moglie è stato colpito dal coronavirus e lo racconta. Quando sono ritornato dalla terapia intensiva, una persona che conoscevo che di vista, insomma, perché a Venezia ci conosciamo, e l'hanno messo in terapia intensiva 12 giorni, ma non ce l'ha fatta, aveva 77 anni. Altre 2 persone molto anziane, 2 donne, superavano i 90 anni, però non è detto che colpisce solo le persone anziane, anche perché un'esperienza diretta, mi sono trovato davanti a nostro Signore senza neanche sapere, insomma. Dal suo medico di famiglia al personale sanitario del civile, nell'emergenza una pagina di sanità eccellente. È stata una cosa grandiosa, sia dal pronto soccorso quando sono entrato, che dopo mi hanno messo in terapia intensiva e alla fine ho fatto altri 20 giorni agli infettivi, fino al 22 di aprile ho fatto un mese circa di ospedale, ma sono stati meravigliosi proprio. Caspita, questo è un racconto vero, pesante, come avete sentito, e l'appello anche ai giovani da parte di Massimo Cavalieri. Vi faccio vedere l'apertura del Corriere della Sera, poi ci fermiamo per qualche istante. Così il Corriere della Sera in questo momento, grazie a Tony, le riaperture con l'aumento sui prezzi di caffè, parrucchieri alimentari, l'ira di Zaia, eccolo qua, pochi minuti fa pronunciate in diretta su Antena 3, ed eccole qua, riprese dal Corriere.it, troppi video di Movida, siamo pronti a richiudere di nuovo tutto. Questo sta scatenando molte polemiche, ovviamente, quanto detto. Un paio di aggiornamenti via ANSA invece, anche sulle fake news. Intanto Salvini, il centrodestra insieme in piazza il 2 giugno, dunque conferma su richiesta di tanti italiani che ci hanno scritto: stiamo lavorando per trovarci insieme in piazza il 2 giugno a Roma, ovviamente con tutte le misure di sicurezza, saremo senza bandiere ma a fianco degli italiani, non è possibile che il decreto rilancio ancora non sia stato pubblicato, lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell'incontro con gli altri vertici del centrodestra. Hanno detto magari sarà una protesta un po' più
telematica, come la vogliamo definire, online, ecco, perché chiaramente non possono partire i pullman, non ci possono essere troppe persone per questa protesta. Aperti 5 mercati su 10, vi abbiamo detto poco fa, il 70% dei ristoranti, il 90% dei negozi di abbigliamento, ecco, 5 mercati su 10 c'è la difficoltà nell'applicare le misure. Il ministro Bonetti, ma l'abbiamo detto già nelle interviste lette sui nostri quotidiani in regione in questa mattina, 185 milioni di euro per i centri estivi. E poi volevo leggervi questa battaglia contro le fake news ancora, il Ministero, nella sezione Attenti alle bufale, dal pulirsi la cute con la candeggina, pensate voi, al bere alcol etilico per proteggersi dal virus, dall'utilizzo dei condizionatori per abbassare le temperature negli ambienti perché il freddo inattiverebbe il virus, al timore di infettarsi bevendo acqua potabile. Ecco, tutte le fake news che vengono smentite dal sito del Ministero. Tra queste l'informazione scorretta, che la barba esponga a un rischio maggiore di contrarre il nuovo coronavirus. Ovviamente va curata la sua igiene, va regolata la mascherina quando la si indossa in modo che aderisca bene al viso, ma non vi sono attualmente evidenze che tagliarsi la barba aiuti ad evitare il contagio da SARS-CoV-2 rispetto allo spruzzare candeggina su parti del corpo che hanno toccato superfici potenzialmente infette. Gli esperti mettono in guardia: può causare irritazione e danni alla pelle e agli occhi e esporre al rischio di inalazioni e concentrazioni nocive per la salute. Insomma, volevo cogliere l'occasione anche per dirlo a Ferdinando Caravello che si sta tagliando la barba in diretta in questo momento. Ci ritroviamo tra pochi istanti, altri aggiornamenti. Collegarti. Allora, torniamo in diretta. Chiedo alla regia, Tony, se riesci a contattare Filippo Fois, perché appunto era a seguire il Consiglio regionale, come detto, e che è ancora fermo per la pausa. Ma per la prima volta tornavano appunto in Consiglio i rappresentanti dei vari schieramenti questa mattina, dopo settimane di collegamento, e si è scelto di non far entrare la stampa, almeno così abbiamo capito, quindi vorrei sentire se Filippo Fois ci racconta questa cosa almeno al telefono, perché non riusciamo a collegarci diversamente. C'è il via libera appunto anche di Berlusconi alla manifestazione del 2 giugno, come detto. Il PD Veneto, bene l'accordo su indennità ai sanitari, che è quello che abbiamo citato poco fa, e vediamo, stiamo per collegarci con Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto. Abbiamo capito anche la discriminante per cui una volta comparso nel rilancio, il decreto rilancio, anche lo stanziamento, l'intervento diciamo, sul fronte sanitario, anche la componente che segue la sanità dei vari sindacati approverà questo documento, che è già stato approvato però diciamo dalle segreterie generali. E dunque l'accordo sull'indennità aggiuntiva per medici e sanitari è un'ottima notizia che ci soddisfa pienamente, perché era una nostra proposta datata addirittura 15 aprile, votata all'unanimità dal Consiglio il 27, lo dicono i consiglieri del PD a Ferrofini, Fracasso, Azzalin, Bigon, Pigozzo, Sinigaglia, Zanoni e Zottis. Il premio, abbiamo detto, fino a 1.200 euro. Filippo? Filippo Fois? Sono qui, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Ciao Filippo, allora, noi ci siamo visti poco fa via WhatsApp, ma il tema è che in una Venezia ventosa oggi, quindi sarebbe stato anche più complicato forse sentirci via Skype. Senti, ma allora non vi hanno fatto entrare in Consiglio regionale? No. Come mai? Possono entrare solamente i consiglieri regionali e naturalmente gli impiegati della regione, ma le nuove disposizioni con cui oggi sono ripresi i lavori del Consiglio regionale sono particolarmente stringenti, evidentemente per gli ospiti esterni, compresi i giornalisti. Per cui noi abbiamo potuto incontrare i consiglieri regionali in una corte che si trova nelle pertinenze, diciamo, dell'edificio della regione, di Palazzo Ferrofini. Quindi ti sei fatto la scarpinata per nulla? No, abbiamo potuto incontrare tutti molto disponibili, quelli che erano presenti uscivano diligentemente con la loro mascherina, e abbiamo quindi potuto anche effettuare diverse interviste. Ecco, cosa ti hanno raccontato? Cosa è successo oggi in Consiglio? Ma allora, innanzitutto
giusto per completare come sono ripresi i lavori, sono cambiate anche le modalità con cui si sta in aula, vale a dire ci sono meno consiglieri presenti perché devono osservare un distanziamento che non sarebbe possibile se venissero occupati tutti i posti come si faceva prima, per cui una parte dei consiglieri seguiva i lavori dell'aula da altri locali del palazzo. Tramite il circuito televisivo che è sempre attivo e che trasmette anche via streaming le sedute del Consiglio regionale. Gli interventi come facevano? Cioè, avevano il microfono anche nelle altre stanze per poter intervenire? Piccola curiosità. Questo devo dire la verità, non ce l'hanno spiegato, presumo che forse ci si potesse prenotare e a quel punto scendere giù per intervenire. Su questo devo dirti la verità, non abbiamo avuto modo di appurarlo. Naturalmente poi per quello che riguarda gli argomenti che sono stati trattati e che si stanno trattando inevitabilmente, in primo piano c'è l'emergenza coronavirus e la crisi economica che ne è conseguita, per cui tutta una serie di provvedimenti dal punto di vista economico per sostenere tutte le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese che stanno soffrendo particolarmente questa crisi. I settori poi sono tutti, noi abbiamo chiesto se ce n'è qualcuno che dia maggiore preoccupazione, che abbia più difficoltà a riprendersi. Probabilmente questo potrebbe essere il turismo, dicevano diversi, anche perché rispetto ad altre produzioni non si accende e si spegne girando una manopola, e quella che ci attende sarà veramente un'estate molto difficile. Non c'è alcun dubbio. Poi altre tematiche? No, una cosa che vorrei sottolineare invece, che ho avuto questa impressione, poi l'ho chiesta anche a loro ed effettivamente mi è stata confermata, che è cambiato un po' lo spirito in aula, cioè si lavora in maniera bipartisan. Da parte di esponenti dell'opposizione abbiamo sentito anche dei complimenti su come era stata gestita l'emergenza coronavirus in Veneto, e da parte della maggioranza il recepimento di richieste di determinati provvedimenti di livello economico che erano state avanzate dalle opposizioni, e in effetti diciamo che si sta lavorando in un clima diverso, che è quello proprio il clima dell'emergenza, che richiede la collaborazione di tutti e quindi al di là di differenze che comunque stare uniti per uscire il prima possibile da questa situazione. Senti, poi abbiamo ricordato adesso, e credo appunto ne abbiano parlato con soddisfazione i consiglieri regionali del PD, l'accordo per dare il bonus agli operatori sanitari, medici, insomma 54.000 dipendenti della sanità del Veneto, no? Quindi credo che anche su questo oggi si siano espressi. Sì. Poi si parlava anche di determinate categorie di lavoratori che sono state, tra virgolette, dimenticate dal punto di vista nazionale, che insomma per le quali si stanno studiando dei provvedimenti ad hoc, ecco, per superare questo momento che è veramente molto difficile. Tra l'altro devo dire che anche qui a Venezia, adesso attraversandola a piedi, vediamo che almeno la metà dei negozi e dei locali sono comunque ancora chiusi. E non so se sia legata a questo, però abbiamo notato diversi cartelli costituendesi affissi fuori dalle serrande abbassate, per cui diciamo che qua veramente si sente parecchio. La crisi si sente parecchio. Sì, e appunto, come detto più volte, è il luogo dove sarà più complicato ricominciare, perché chiaramente mancheranno i turisti e purtroppo non sappiamo fino a quando. Allora, questo sarà, se mi consenti, questo sarà sicuramente uno degli argomenti sul tavolo della prossima campagna elettorale delle comunali di Venezia. Perché certo, c'è una parte che sostiene che non era pensabile sviluppare tutta l'economia di una città su un'unica voce, perché quando questa unica voce cade tutto. Certo, non c'è dubbio. Filippo, grazie a voi. E buon lavoro. Ci rivediamo poi ovviamente come sempre a partire dalle 19 in diretta con il telegiornale di Treviso, poi la nostra diretta ricomincia alle 17:30, insomma abbiamo ancora 20 minuti almeno da passare insieme. Vediamo un po', sì, va bene, adesso vediamo anche qualche altro servizio di quelli che abbiamo preparato. Vi ricordo ancora una volta, sì, questa è Emanuela Lanzarin, credo assessore regionale alla sanità, sulle RSA, tema molto caro chiaramente, e al centro delle più grandi difficoltà in questa emergenza sanitaria, che abbiamo sentito si vocifera potrebbe essere
prorogata per altri 6 mesi, ma stiamo a capire. In questo si innesta il tema delle elezioni, come abbiamo approfondito questa mattina con il costituzionalista Bertolissi, che ha detto cose molto interessanti. Riproporremo questa sera nei nostri telegiornali. Vediamo il servizio con l'assessore Lanzarin sulle case di riposo, poi ci collegheremo col segretario regionale della CGIL. A 15 giorni dall'ultimo bollettino arriva un dato positivo dagli screening effettuati nelle case di riposo della nostra regione. I numeri li ha resi noti l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin nel corso della conferenza stampa giornaliera del presidente Zaia. Continuando a fare screening in tutte le strutture, con anche il piano di sanità pubblica che prevede ogni 20 giorni, quindi il tampone, poi ogni 10 giorni il serologico rapido e quant'altro, noi abbiamo visto che c'è una grossa flessione rispetto ai dati e quindi gli ospiti positivi diminuiscono di meno 1,9%, quindi abbiamo meno 637 ospiti positivi e anche gli operatori positivi diminuiscono del meno 1,2%, quindi meno 368. La situazione è in netto miglioramento dunque anche nelle strutture per anziani, evidenzia Lanzarin, ma non si deve abbassare la guardia, anzi. Vuol dire che chiaramente anche nelle strutture per anziani che comunque rimangono sorvegliati speciali, anche qui il dato insomma, è un dato che è in miglioramento e sicuramente che sta insomma, diminuendo, quindi vuol dire che insomma, anche in queste strutture, anche se ripeto rimangono sorvegliati speciali per quanto ci riguarda, insomma i dati sono sicuramente più buoni. Allora, mi fate sapere se è collegato, va bene, aspettiamo allora qualche istante ancora, Cristian Ferrari. Eccolo qua, lo vedo, buongiorno segretario, ben trovato. Buongiorno, ben trovati a voi. Allora, Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto. Dunque, tanti temi da approfondire. Intanto cominciamo da questo bonus dei medici per il quale avete trovato l'accordo insieme alla Regione, no? Quindi su questo c'è la soddisfazione credo di tutti. Sì, confermo, è un accordo assolutamente positivo che riconosce lo straordinario sforzo e passatemi il termine, il grande sacrificio che il personale sanitario veneto ha profuso in tutte queste settimane. Io penso che se siamo riusciti, nonostante le difficoltà straordinarie, a tenere sia sul piano delle strutture sanitarie, ma sia più complessivamente a garantire la tenuta della nostra comunità e della nostra società, un grande merito noi lo dobbiamo soprattutto a chi è stato in trincea, è il caso proprio di usare una metafora bellica, in condizioni spesso difficilissime, sacrificando a volte anche la propria salute e in non pochi casi purtroppo anche la vita per difendere e tutelare la salute di tutti i cittadini. E penso che il minimo che si potesse fare era un riconoscimento anche da un punto di vista concreto e contrattuale come quello che abbiamo condiviso con l'accordo di ieri firmato con la Regione. Ah, ecco. Senta, Ferrari, che analisi diamo di questa riapertura? Ma io raccolgo un mix di sentimenti. Da una parte parlo ovviamente delle lavoratrici, dei lavoratori che rappresentiamo, da una parte una grande voglia di ripartire e soprattutto di guardare avanti, di costruire una prospettiva in cui il lavoro, che oggi è in grandissima difficoltà, torni ad essere un fattore di crescita fondamentale della nostra regione. Sappiamo che ci sono tanti settori che insomma vivranno dei momenti di grande difficoltà. Dall'altra parte anche una grande preoccupazione e questo si lega anche un po' alla posizione che noi come organizzazione abbiamo sempre tenuto in queste settimane. La consapevolezza innanzitutto che siamo tuttora dentro un'emergenza sanitaria senza precedenti che è tutt'altro che superata e risolta. E dall'altra parte che solo mettendo sotto controllo il virus e questa emergenza sanitaria noi potremmo davvero avere le condizioni per far ripartire pienamente l'economia. Le due cose non sono contrapposte, non sono in contraddizioni, ma vanno tenute assieme. Ci preoccupa molto che da queste aperture possa passare un messaggio quasi una sorta di rimozione collettiva, come se l'epidemia non fosse più un problema attuale. È ancora così, quindi massima precauzione, massima
tutela, massima sicurezza, a partire dai luoghi di lavoro, ed è esattamente il lavoro che stiamo facendo anche in questi giorni, cercare di attuare e applicare in tutti i posti di lavoro quei protocolli di salute, sicurezza e di prevenzione che abbiamo firmato a tutti i livelli in questi giorni, che sono una garanzia non solo per le lavoratrici e i lavoratori, non solo per i clienti, perché c'è anche quell'aspetto lì, ma noi pensiamo anche per gli stessi imprenditori, per gli stessi datori di lavoro che evidentemente senza questa garanzia non possono avere di fronte una grande prospettiva di ripartenza. Senta Ferrari, ma il tema dell'infortunio di cui abbiamo parlato ancora questa mattina anche con gli imprenditori, secondo lei è risolto, è doveroso, è stato chiarito? Come possiamo dire? Quanto rischiano gli imprenditori? Ma io penso che sia stata innanzitutto una grande bufala, una fake news e, se mi permette, da parte di alcuni anche una mistificazione per chi vuole le mani libere. Innanzitutto il mistero di queste fantomatiche 40.000 domande di infortuni Covid che sono arrivate all'INAIL in tutta Italia. La stragrande maggioranza di questi numeri sono di come dire, contagi di infermieri e di medici nell'ambito delle strutture sanitarie, ed è sacrosanto che chi lavora sul fronte si veda riconosciuto, quantomeno nella fase iniziale dell'istruttoria, una presunzione semplice, peraltro, di infortunio sul lavoro. Quindi, già detto questo, ridimensioniamo di moltissimo quella bolla che è stata in qualche modo gonfiata in queste settimane. Dopodiché, il riconoscimento di un infortunio sul lavoro non c'entra nulla con eventuali responsabilità civili o penali dei datori di lavoro, non c'è alcun automatismo in questo senso, è una maggiore garanzia e tutela per i lavoratori, perché sappiamo tutti che il trattamento di malattia e quello di infortunio sono diversi e che l'infortunio ti garantisce una tutela assicurativa a carico dell'INAIL e ti garantisce anche tutta un'altra serie di aspetti normativi rispetto ad esempio al periodo di comporto che non decorre, tutta un'altra serie di questioni che favoriscono, diciamo così, e riconoscono al lavoratore maggiori tutele. La responsabilità del datore di lavoro c'è se c'è una violazione delle norme di sicurezza, quindi i protocolli e quindi tutte quelle misure di prevenzione di cui parlavo prima, che devono essere osservate con rigore, a maggior ragione in fase qui che è delicatissima. 2, se c'è dolo e se c'è colpa, e ovviamente un nesso di causalità tra il contagio e l'occasione evidentemente di lavoro. Cioè che non abbia avuto tutte le attenzioni che si devono avere sul luogo di lavoro il datore, no? Quindi i dispositivi, le distanze, no? Allora in quel caso uno può vedere la correlazione. Esatto, allora il sospetto, e finisco rapidamente, è che qualcuno pretenda una sorta di immunità, una sorta di scudo, perché, ripeto, non c'è nessun automatismo e quindi non c'è nessun bisogno, per così dire, di andare a riconoscere forme di impunità che, tra l'altro, ripeto, in questa condizione che ho descritto prima, non sono un pericolo per nessun datore di lavoro. Chi fa bene il suo lavoro e attua i protocolli deve starsene assolutamente tranquillo, e se capita anche un infortunio non risponderà certo né sul piano civile né sul piano penale. Senta, segretario, le volevo citare i dati che abbiamo riportato poco fa. Il 90% dei negozi di abbigliamento è aperto, nella ristorazione il 70%. Per quanto riguarda i mercati, invece, nel paese la percentuale dei mercati riaperti si aggira intorno al 50-60% del totale, lo dice Confcommercio. A Roma sono aperti tutti quelli coperti e su aree attrezzate. I mercati periodici, diversamente dal resto della regione, sono ancora chiusi, come in Piemonte, Sicilia, parte della Lombardia, compresa Milano, in Campania, consentita soltanto l'attività di vendita di prodotti alimentari. Insomma, questo per citare alcune cifre di un lento ritorno o forse anche una corsa, a dire il vero, nelle ultime ore. Non so che analisi vorrà dare lei, che però già ci vede deficitari, cioè quindi partiamo indietro perché abbiamo perso la vendita dei prodotti, abbiamo perso qualche caffè, no? Centinaia e centinaia di caffè, quindi non recupereremo mai, abbiamo perso migliaia di pasti, insomma, e che quindi ci vedono già partire da una condizione svantaggiata. Che cosa ci dice di questi dati e quale sarà anche sul fronte della ristorazione, per esempio, o dei bar, l'emergenza adesso da affrontare per il lavoro? Mi sente, segretario? Non mi sente più. Pronto? Segretario? No, forse si è sconnesso. Ferrari, quando mi sente mi dica,
perché mi sa che è saltato il collegamento. Sento armeggiare. Vediamo appena si ricollega il segretario Ferrari di parlare con lui. Datemi un segnale, ecco, vedo sta riavviando la chiamata. Allora, sorridiamo, c'è il nuovo metodo della cosiddetta normalità per le palestre a Hong Kong. Guardate come si sono organizzati, il video che diffonde il Corriere.it in questo modo, quindi diciamo si salvano tutti i tapirulan, perché sapete che al momento in cui c'è un'attività motoria la distanza all'interno delle palestre deve essere almeno di 2 metri, scusate, 2 metri. In questo caso non ci sarebbe, ma l'hanno risolta con i plexiglass, così almeno immaginano di risolverla. Niente, vedo che non riusciamo a ricollegarci con Cristian Ferrari, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Ecco, sta chiamando. Allora, intanto, ecco, segretario, mi sente? Anche la domanda di prima, solo che poi è caduta la linea. Ah, poi è caduta. Senta, le devo chiedere però un minuto di pazienza, perché abbiamo la pubblicità adesso che incombe da qualche minuto, allora torno con lei subito dopo la pubblicità. Allora, torniamo in diretta 14:23 con il segretario della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari. Dunque, Ferrari, le dicevo, no? I ristoranti si riapre, quelle sono le cifre. Quale sarà adesso l'impatto anche sul fronte dei lavoratori? Quanti ci lavoreranno con meno tavoli e tutto quello che abbiamo detto, aspettando ancora la cassa integrazione? Ma intanto direi che la situazione, così come si sta delineando da queste riaperture, conferma quello che avevamo detto da tempo. Il problema che si sarebbe affrontato subito dopo il superamento del lockdown è la situazione di grande glaciazione della nostra economia e in particolare la caduta della domanda. Una grande rincorsa in queste settimane a riaprire, benissimo. Il problema è che ci saremmo trovati con la mancanza magari di clienti e a volte anche di fornitori. Vale innanzitutto perché questa settimana apre il commercio al dettaglio, apre la ristorazione e tutte le attività che conosciamo, ma l'avevamo già verificato anche in quelle industriali che erano già aperte. Nel momento in cui si riparte si misura immediatamente l'abisso, scusatemi l'espressione un po' drammatica, ma penso purtroppo realistica, della nostra economia, che non è solo della nostra economia. E quindi c'è un tema che è questo. Noi affronteremo una crisi senza precedenti. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dovremo innanzitutto fare un'operazione di resistenza. Abbiamo bisogno di tutte le risorse possibili, a partire da quelle che sono state messe in campo. Penso agli ammortizzatori sociali, che sono uno strumento di tutela fondamentale anche per questi lavoratori della ristorazione, degli esercizi commerciali, del terziario, del turismo, ma che è poi anche in qualche modo la sterilizzazione di un costo del lavoro per le aziende. Abbiamo bisogno di sostenere queste aziende nei costi fissi che hanno, nella liquidità, in tutte quelle forme che sono state messe in campo. Perché? Perché noi dobbiamo usare i prossimi 2-3 mesi per cercare di resistere, di non affogare, di non morire e di prepararci ad una ripartenza vera. Sarà difficile, lo sarà anche per il Veneto. Guardate, dico quest'ultima cosa. Tutte le agenzie, gli istituti di previsione economica ci dicono che se il PIL dell'Italia rischia di crollare dell'8-10%, quello veneto è a rischio ancora di più in proporzione. E lo è soprattutto perché noi abbiamo un sistema economico che ha visto come motori principali 2 settori che saranno colpiti con maggiore violenza da questa crisi economica, che sono il turismo, e ci vorranno mesi. Ho trovato stucchevole la discussione sui metri tra questo e quell'ombrellone. Il problema è che noi dobbiamo mettere in campo una strategia che guardi quantomeno al 2021 e che costruisca con una vera politica industriale un rilancio del nostro turismo veneto. L'altro fronte che verrà colpito per chissà quanto tempo sarà l'export, che è quasi la metà del PIL veneto, certo, e che purtroppo registrerà molte difficoltà. Quindi, tenuto conto di questa situazione, oggi resistere, oggi vuol dire tutelare lavoro e imprese, e domani ridisegnare un modello di sviluppo veneto che non potrà essere quello che avevamo lasciato nel febbraio scorso. Dovrà basarsi innanzitutto sulla domanda interna più che sull'export, dovrà basarsi soprattutto anche su una nuova politica industriale trasversalmente intesa dal turismo fino anche agli esercizi commerciali e ai tempi, diciamo così, e alla vitalità sociale delle nostre città. È arrivato il dettaglio dell'accordo che tra l'altro avete firmato
firmato. Totale risorse per i 54.000 operatori nel mondo sanitario della nostra regione 60.932.000 euro 640, una parte per la dirigenza 7 milioni e mezzo in attesa di stipulazione dell'accordo. Il totale invece dal decreto rilancio mi pare vengano utilizzati 38 milioni ripartiti tra le aziende in base al personale del comparto in servizio al 31 marzo 2020 e per il 20% in base all'incidenza dei ricoveri, quindi in base anche al numero di persone ricoverate, immagino, nelle varie strutture, ed è fino a 1.200 euro per gli operatori sanitari e tecnici direttamente coinvolti, sono circa 10.000 dipendenti, fino a 600 euro invece per gli altri operatori impegnati in attività connesse all'emergenza anche attraverso l'attività di supporto. Ma abbiamo capito, Ferrari, le chiedo davvero un ultimo flash ma brevissimo perché devo chiudere, che è per tutti, cioè perché comunque tutti hanno lavorato in un'area che era anche in altri ambiti dell'ospedale, ma era comunque il fronte in questi ormai 3 mesi, no? Sì, è esattamente così, e mi viene da dire che è un primo atto anche di risarcimento nei confronti di un comparto che è stato penalizzato moltissimo dalle politiche degli ultimi 15 anni, a partire anche dalla questione salariale in ambito sanitario. Che questa emergenza abbia rimesso al centro il valore fondamentale della sanità pubblica, direi che questo almeno è un aspetto positivo della tragedia che stiamo vivendo, e penso che questo sia solo un primo passo, ma l'investimento nella sanità pubblica a partire da quella del territorio e anche nelle risorse umane di questo straordinario comparto sia un punto centrale delle politiche dei prossimi mesi a tutti i livelli. Grazie a Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto, buona giornata. Arrivederci, buon lavoro. Buongiorno e buon lavoro a lei. Dunque, vediamo se abbiamo l'esito del miracolo. No? Ciao, torniamo a collegarci con Bassano del Grappa e Ferdinando Caravello. Scherziamo perché noi oltre che colleghi siamo prima amici e omonimi, tra l'altro, aggiungiamo anche questo. Allora, fatti vedere, guarda che non ti vediamo mica bene. Allora, mi tolgo la mascherina giusto il tempo di farvi vedere il risultato del lavoro di Cesare, insomma tutta un'altra cosa rispetto a prima. Adesso sono decoroso anche per condurre uno dei nostri giornali, cosa che prima insomma non era proprio così. Adesso, a parte gli scherzi, abbiamo fatto taglio di barba e capelli, rimetto la mascherina perché è d'obbligo, l'abbiamo fatto in piena sicurezza. Naturalmente costerà qualcosa in più perché Cesare, come tutti i barbieri, i parrucchieri, chi fa cura della persona, ha dovuto dotarsi di strumentazioni nuove. Pensiamo solo al costo dei gel, pensiamo che devono cambiare i guanti, la maschera, anche la mantellina a ogni cliente. Addirittura noi abbiamo cambiato 2 mantelline, prima per la barba e poi per i capelli, quindi un costo accessorio che naturalmente avrà condiviso con il cliente, ma credo che sia una cosa che tutti possono accettare, perché è un comparto anche questo importantissimo per la nostra economia. Detto questo, è tutto fatto in sicurezza. Sappiamo che loro hanno prenotazioni, li abbiamo sentiti un po' tutti, prenotazioni anche da parrucchiere per 2 settimane, quindi diciamo che anche questo settore si sta rimettendo in movimento, nonostante tutte le difficoltà, ma come ci si aspettava. Io credo di poter dire che da Bassano per ora è tutto, il buon lavoro è stato fatto. Ringraziamo Cesare Casoni per la collaborazione. Stasera Ferdinando, ma Cesare adesso quando tu ti alzi cosa fa? Significa anche la poltrona? Certo. Quando il cliente si alza, prego, alzati un attimo, prendo il mio spray. Esatto. Immaginavo. Va bene. Operazione conclusa. Grazie a Cesare, un abbraccio e grazie a Ferdinando Caravello per questo esperimento in diretta. Federico Cibotto, ciao Ferdinando. Allora, grazie, noi ci fermiamo, ci rivediamo a partire dalle 17:30 ancora con le notizie e gli aggiornamenti della nostra edizione straordinaria, poi insomma, come sempre fino a questa sera alle 21. I telegiornali ripartono alle 18:30 con l'edizione del Veneto, quindi Venezia alle 19, 19:30 Treviso. Grazie e buon pomeriggio.